Ah, ci siamo, un pianto greco. Fiorentina, un pianto greco. Cominciamo. Partire nessuno. Sicuro? Sono sicuro. Come infortunio per Porsche. Aiuto. No, è importante sta cosa. Allora, buongiorno, buonasera. Cioè, mi vedete, mi sentite specialmente perché io troppo tempo senza live e mi dimentico se tutto funziona, non so come funziona. Datemi forza, cioè datemi billing, esatto. Bravo Nicola. Subito dobbiamo billing, scrivere billing a commenti proprio a... Funziona tutto bene, grazie Valentina, grazie a tutti quelli che hanno scritto in precedenza, sempre e comunque Forza Napoli, buonasera Davide, c'era Teresa, c'era Angela, Marco, è fuori onda, facciamo le cose per bene, non cadiamo dal pero, esattamente, Riccardo, Raffaele, molto bene, in che senso post e pre-gara, Simone, ti rispondo, nel senso che se qualcuno vuole ancora dire delle cose, delle considerazioni sull'Inter, purtroppo io non ho potuto fare la live, siamo in attesa di capire, ho dei dubbi perché ho del lavoro da fare anche purtroppo domenica e ci sono degli orari che non stanno funzionando nella mia vita e quindi vediamo, state tuned anche per la live di domenica, quindi post Inter pre Fiorentina e vediamo se qualcuno di voi l'ha guardata come l'abbiamo guardata insieme a noi la partita della Fiorentina. Leggevo qua sopra, vedete ci scorrono le notizie del calcio, insomma diceva Fiorentina pianto greco e ho visto un finale insomma molto nervoso la Fiorentina, ovviamente la formazione non sarà quella 11 su 11 che affronterà il Napoli, ne parleremo sicuramente. Però è una live molto relax, molto rilassata, ci leggiamo i commenti, leggiamo un pochino tutto. Voi lasciate sempre il like però, non fate che è rilassata anche a livello di like. Daniele, anche io ero un po' che non facevo live, Giuseppe. Un abbraccio da Vegas alla grande. Buonasera a tutti, buonasera, grandi cuori azzurri. Grazie mille, grazie a tutti. Buonasera Fabio, buonasera Michele. La Fiorentina che stasera perde per diventare il Barcellona 2010 contro di noi, incoming. Luca, sì, è stata una partita. Io non ho avuto modo, cioè ho rivisto poi dopo il tempo. Stavo editando il video di oggi su Anghissà, che se non avete visto vi invito a vedere. È una ricostruzione dei fatti che secondo me va fatta. E a Fiorentina il tempo subito aveva subito un gol, poi 2-0, poi avevano recuperato. Nel secondo tempo però il Panathinaikos è entrato forte e se li aggredisci sono vulnerabili in certe situazioni di gioco. Teniamo presente che in porta c'era Terracciano, protagonista di una pellecchia nel primo tempo, e probabilmente invece ci sarà De Gea, quindi sarà un altro tipo di partita. Gli amici billinghini. Problema per McTominay, non ho letto niente. No, datemi. Vedete qua esce scritto pianto greco. Il Panathinaikos, la strada per i quarti è in salita. La live, ovviamente, c'è la Lazio. Vi potete dire qualcosa riguardo la Lazio. Baroni sceglie Provedello. Sono interessanti queste notizie che esce perché è uscita una cosa su Posh. Ranieri punta su Dybala, Baldanzi e Dovbyk e non Dobvik. Questo i romanisti lo sanno, la gente di Gabbia, ad altri danno subito la maglia, il Milan è una polveriera, Pulisic non segna più, ma è tra i più pericolosi, Atalanta infortunio per Posh, i tempi di recupero, e questa è una novità assoluta. Io l'avevo pensato, insomma ce le ho tra quelli di alcuni fantacalci,
schierarli o meno, i centrocampisti da schierare, Milan, Teo e Leao verso la panchina, aiutatemi. Succede di tutto, quindi se avete notizie su McTominay fatemi sapere che ne parliamo. Con Seisao ha una speranza a cui aggrapparsi, le novità del Milan, 3 attaccanti da schierare. Va bene, sicuro faranno la partita della vita, sicuramente, sono a cena con amici, divertiti caro Daniele. Nicola, un saluto da Arezzo, ma un torrese doc, grande Nicola, grazie mille. Alessandro, Maksimovic, no, non è lui, ma c'erano degli ex conosciuti nel Panathinaikos, c'era il portiere Drangoschi. C'è della live in questo supporto. Ma subito Daniele, vedi, con la live nel supporto, grazie mille amico mio, sempre, Forza Napoli sempre, ed è così. Mi pare che anche Billing l'ha postata questa cosa, è semplice, Forza Napoli sempre. È bravo Billing, è bravo Daniele. Insomma c'era Drangoschi, l'ex in porta, c'era Giorgevi, come cacchio si chiama, quello ex Sassuolo e Sampdoria, e soprattutto Tete, che ha fatto il panico. Non posso rilassarmi, sono tifoso del Napoli, Antonio Conte come allenatore, ed è giusto così. Buonasera Gianluca, non vinciamo da 5 partite, è arrivata l'ora, spero proprio di sì caro Davide, e diventa fondamentale. Sai, queste partite qua contro squadre di media-alta classifica, tu puoi sempre pensare che hanno i giocatori per metterti in difficoltà, però noi partiamo dal secondo tempo con l'Inter, che ci ha ridato un pochino più di fiducia nelle possibilità del Napoli. Sappiamo che stiamo recuperando dei giocatori indisponibili, è chiaro che mi sento sempre meno pericoloso se non ritrovo un Neres perlomeno, però insomma stiamo sentendo che Okafor sta rientrando in forma, magari puoi utilizzare lui per più minuti, insomma è arrivato il momento qua, devi vincere per forza, e non è solamente vincere per continuare nel sogno scudetto e dare fastidio all'Inter, è anche vincere per non perdere il contatto col secondo posto, perché poi c'è Atalanta-Juventus, quindi una delle due. Noi tifiamo tutti i pareggi, ve lo dico prima, perché non dobbiamo far avvicinare nessuna, però bisogna ricominciare a vincere assolutamente. Mi pare che Conte non abbia mai fatto nella sua carriera in Serie A 5 partite senza vincere, quindi è già una cosa che lui non può sopportare, quindi si farà veramente di tutto. Salvatore, sì, lo so, molti purtroppo vanno in freva se io continuo a parlare di Kvara, e non ne dovrei parlare, però ha fatto una partita pazzesca, lo vedi come sta in campo, aggressivo, forte, poi a tutto campo, tatticamente è interessante perché Luis Enrique sta utilizzando questi 3 falsi 9 che si alternano, la famosa rumba che diceva Spalletti, Luis Enrique la sta facendo veramente, perché non hai punti di riferimento, si parte in teoria con Barcolà a sinistra, Dembélé centrale e Kvara a destra, ma se vai a vedere le hitmap di Kvara di ieri ha molti più tocchi a sinistra, perché si alternano in continuazione, nessuno ha il posto fisso sotto quel punto di vista, e Kvara ha fatto un partitone, Alisson migliore in campo, è veramente pazzesco che il PSG non abbia fatto 27 tiri, il Liverpool ne fa 2, aveva fatto 0 di XG, stiamo parlando del Liverpool contro il PSG, un PSG aggressivo, l'ho visto molto più tosto del solito, però non hanno segnato e si sono fatti fare la siringa finale. Quindi vediamo, comunque, grande prestazione, grande partita. Il gol che gli viene annullato per un tacchetto in fuorigioco è qualcosa di spettacolare, di sinistro a giro, imprendibile. Vabbè, l'ultima riflessione, non dobbiamo tornare su qua, è che rispetto ad altri che abbiamo venduto, che sono stati dolorosi da lasciare andare, Kvara è quello più giovane, è quello che ha ancora margini di miglioramento ed ha una testa da atleta che non si fa distrarre da molte cose, quindi lo vedo mentalizzatissimo nel voler crescere ancora margini. Non abbiamo visto tutto, probabilmente, di quello che può fare Kvara. E magari anche in questa situazione tattica con un po' più di libertà, dove si scambia con altri giocatori tecnici, si vanno a cercare la posizione, è veramente uno spettacolo. Un abbraccio Valentino,
Su Scott tutte fake news, ok, benissimo, quindi tranquillizziamoci su Scott. Solo un piccolo affaticamento, benissimo, fake news solo gestito, a posto, grazie mille. Lo schiereresti Billing titolare domenica? Antonio, cominciamo ad entrare anche nel pre-partita. Nel frattempo ha segnato l'Ajax. E ha segnato anche il Viktoria Pilsen, ma stiamo scherzando? Gesù, io qua ho tutti i dispositivi, impazzirò. Ha segnato subito il Viktoria Pilsen con Sulk, o Sulc, non lo so. Mamma mia la Lazio, ok. Vabbè, vediamo, è ancora presto. Billing titolare sì e no, nel senso che rivedendo la partita a me Gilmour è piaciuto moltissimo. Quindi sì, Billing ce l'ha svangata, Billing, però può essere anche che Conte lo sta cominciando a vedere anche come un'arma offensiva da poter mettere nel secondo tempo quando ti serve, speriamo di no, ma ti C'è può della servire live in essere questo più supporto. offensivo. Si è parlato di mercato mediocre, ma ha segnato un gol che pesa quanto un macigno. Fratem Billing, dov'è Joao Felix, dov'è Jimenez? Allora, caro Daniele, grandi polemiche. Allora, ti rispondo subito perché stiamo proprio parlando di Billing. Il mercato resta, secondo me, quello del Napoli, insufficiente perché è stato fatto con ritardo e sono state prese delle pedine che non, per esempio Okafor viene ma non è pronto, quindi devi aspettare per poterlo utilizzare, e Okafor viene per sostituire il sostituto di Neres. Siamo in polemica, continuiamo la polemica. Quindi lì il Napoli è carente. Hai preso Asa che non giocava nel Lecce, quindi lì non sposti niente e non hai fatto niente nella difesa dove volevi fare Danilo, Rafa Marina, eccetera, eccetera. Quindi partendo da questo presupposto il mercato io non lo rivaluto. Billing bene, nel senso che quando io ho fatto il video poi su Billing ho subito voluto dire a tutta la community: Billing non è Den Donker, non è un giocatore che viene per non giocare mai. Billing ha delle potenzialità che ha fatto intravedere, stava giocando di meno, quindi anche lui doveva rientrare in una forma accettabile, quindi bene Billing. Se tu poi chiami in causa quelli là del Milan, il Milan è una squadra in disarmo, è una squadra che sta avendo dei problemi proprio societari, strutturali importantissimi. Joao Felix si presenta bene, si presenta con un gol e Jimenez i gol li ha fatti, ma il loro mercato non li salva dalla situazione societaria, perché tu aggiungi dei giocatori ma li devi gestire bene. Se parti da quelli che sono i senatori che poi hanno dei problemi perché Leao si accende e si spegne, Teo non sta performando, insomma loro hanno dei problemi, quindi dovevano inserire dei personaggi per migliorare la situazione. La situazione è migliorata leggermente, ma sono sempre alti e bassi, tant'è vero che addirittura la Roma li ha superati in classifica, quindi i problemi del Milan non sono i nostri problemi dell'anno scorso, ma sicuramente grandissimi problemi ed è un'annata veramente difficile. All'Antonio continua a dire: Billing secondo me può essere un'arma per il secondo tempo, perché a me Gilmour è piaciuto molto. Niente, non vi preoccupate su Scott, ci hanno detto che non è cosa da niente. Saluto da Torre del Greco, ci sarà contro la Fiorentina. Scott aveva delle infiltrazioni ma sono state risolte. Comunque teniamola presente questa cosa, che anche Scott non ne ha saltata più una, è quello che corre più di tutti, quindi piano. Guardiamoci nell'anima, Antonio. Billing come arma per essere più offensivi, magari se devi recuperare, va bene. Ma nel caso in cui volesse il cielo, la partita si mette bene con la Fiorentina, si può anche pensare di far recuperare qualche minutino anche a McTominay e magari metti Billing al posto di McTominay, per esempio, no? Resti con un po' di fisicità, magari se la partita sta andando bene, quindi che sia sta andando bene, sia sta andando male, si può utilizzare un po' di più la panchina per tenerli comunque sul pezzo tutti e non arrivare al limite poi dell'infortunio o della squalifica. C'è della live in per questo quelli là supporto. che le stanno giocando tutti. Dopo l'Inter, Oriali è ancora più bello. È vero, è verissimo, caro Nicola. Oggi ho utilizzato quella foto, poi ne parleremo perché adesso ci rifiondiamo su quello che è il fluido.net per qualche gadget interessante. Certo, se dovessimo fare il botto
è chiaro che il merchandise andrebbe poi a esplodere, perché ma ci divertiremo a prescindere, perché poi è il percorso. Sabato stavo allo stadio, l'hanno schiattato, grazie grande Michele. Ok, buonasera Domenico, adesso recupero tutti i messaggi, sono andato un po' lungo. Dobbiamo vincere contro Fiorentina e Venezia senza dubbio. Ok, non scherziamo, dobbiamo vincere per la lotta Champions. Ci presentiamo atleticamente freschi contro i Viola, velocizzando le azioni d'attacco con passaggi senza doppio tocco al pallone. Credo che arriveremo tante volte nell'area difensiva avversaria. Sì, Sergio, mi ha dato questa impressione che la Fiorentina, se l'attacchi forte, sono vulnerabili. L'abbiamo visto fatto dal Panathinaikos. Io non ne ho guardate molte partite della Fiorentina. Di sicuro non possiamo essere sicuri del modulo, perché Palladino ne ha cambiati tanti. Oggi si sono schierati con un 3-5-2 con Beltran sotto Keane. Poi dopo nel secondo tempo ha messo dentro Parisi insieme a Gosens per creare il sovraccarico sulla fascia sinistra. A destra resta Dodò, però sulla fascia sinistra possono anche essere pericolosi con questo doppio crossatore. Vediamo, perché i giocatori ce le hanno, qualche defezione pure ce l'hanno, però in difesa hanno dimostrato di poter essere vulnerabili, quindi attacchiamoli. Inter Monza, tifo Monza, ma penso finisca tanto a poco. Che farà un fenomeno, io tifo per Kvicia, perde la Lazio, esatto, siamo arrivati al gol del vittoria. Ma aspetta, ma qua è successo qualcosa però. Cioè, che poi adesso voi me lo direte sicuramente nei commenti, ma nel frattempo io sto vedendo Viktoria Pilsen 0, Lazio 1, quindi vuol dire che c'è stato un VAR e il VAR ha annullato il Viktoria Pilsen e nel frattempo la Lazio si è portata in vantaggio. Vedi com'è bella poi la live. Adesso ci arriveremo con i commenti, perché sono indietro, perché sono andato lungo, ma oggi deve essere così, deve essere rilassata. Perché chi è live adesso con noi sono i miei eroi. Male Meret sul gol di Elliott, senza dubbio, cara Valentina, noi ci divertiamo sempre quando vediamo qualche pellecchia anche di giocatori importanti, facciamo sempre questo giochino di parole dicendo male, aggiungendo il giocatore del Napoli che in teoria viene preso di mira tutte le volte, vedi un difensore che liscia un intervento e dici no, male Juan Jesus, perché se lo avesse fatto Juan Jesus subito tutti quanti. E su Donnarumma ovviamente lui là avrebbe potuto fare qualcosina in più. Segnalo prima che me lo dimentico, ma l'Europa è un altro, probabilmente c'è un altro regolamento, una lautarata di Donnarumma, l'arbitro era Massa, quindi non puoi nemmeno non averlo. Lautarata di Donnarumma, non contro Massa, ma insomma perché prende una ginocchiata in faccia e si fa male, lui ha pure degli infortuni pregressi sul viso, quindi comprensibile il nervosismo. Lautarata di Donnarumma, e oggi segnaliamo la stessa lautarata da parte di Ranieri con la Fiorentina. Probabilmente in ambito internazionale non conta nulla, però o la togliete questa regola anche in Italia, oppure noi le continuiamo a segnalare finché non succede. Pilsen 1-0, ma poi vedremo che lo hanno tolto. Kvara fuori classe, andiamo un pochino più veloce. Pure su Mazzocchi è una fake news, cioè che non hanno recuperato? Vediamo. Qua ti abbiamo risposto, caro Daniele, grazie. Gilmour, ottimo, buonasera a tutti. Domenica torna il... esatto, caro John, torna il piccione. Speriamo bene, perché poi all'aiuto VAR c'è Schiffi e l'altro VAR si chiama Meraviglia. Quindi siamo pronti a cose pazzesche. Annullato il gol del Pilsen, il piccione sì, è confermato, cara Rossano, e Schiffi al VAR, annullato il gol pure Schiffi, benissimo, quindi stiamo arrivando. Inter, squadra antipatica, sempre addosso all'arbitro, anche quando fischiano falli a favore, ci manca Kvara, il destabilizzatore. Speriamo Neres torni presto, perché ci serve uno che scompagini, uno che possa anche con una giocata individuale rompere le difese schierate, perché si schiereranno tutte le difese contro di noi. Il discorso sull'Inter, io facevo una chiacchierata col mio babbo, e è uscito in mezzo al discorso, Fonseca l'hanno squalificato per 9 mesi per essere andato a muso duro con l'arbitro
quasi il testa, cioè il testa a testa vero e proprio, quasi la capata. E ne abbiamo viste, no? Varie di queste qua in Italia. All'epoca Bonucci con la Juve, lo sta facendo adesso l'Inter ad ogni partita, Lautaro proprio contro Doveri. E Doveri, calmo, mica giallo, calmo, stai calmo, non ti preoccupare, calmati. 9 mesi, 9 mesi di squalifica a Fonseca in Italia, tutti addosso. Calmo, stai calmo, mantieni la calma. Siamo punto a punto. Gilmour è piaciuto molto, confermerei lui con Billing pronto al subentro. Sport Mediaset che spamma Paratici, prossimo DS Milan e porta Conte. Voglio, Conte lo devi, poi te lo devi comprare da noi, a meno che lui non si dimette per firmare, ma Conte ha anche detto una cosa, che gli piacerebbe una volta partire non da squadre disastrate dove deve andare ad aggiustare tutto. Ora non dico che tu parti, certo, vediamo come finisce il campionato e capiamo un pochino. Però andare poi al Milan significa che tu qua hai la possibilità comunque, se ti entra qualcosa di soldi e si aggiusta, si normalizza il tutto, comunque di fare la squadra che vuoi e di ricominciare dopo un anno di lavoro che già hai fatto, ricominciare di nuovo da capo e vai ad aggiustare il Milan. Loro non lo hanno voluto, quindi mi sembra un po' strano. Certo il Milan qualcosa la deve fare per aggiustare la situazione, non credo che confermino con Seisao onestamente, e quindi vediamo, spero proprio che non sia un problema che ci riguarda. Noi però, sempre senza cadere dal pero, sempre sapendo che qualche problematica può essere dietro l'angolo e che speriamo non si concretizzi, e vediamo che succede. Il trucco tu, esatto. Nemmeno l'Inter è ancora più Oriali, bellissimo. Non pensi dovremmo essere più cinici sui calci d'angolo? Ne abbiamo usati 18.000 e nulla, credo sia un fondamentale importantissimo, hai ragione Angela, si deve far meglio e di più, ovviamente con i calci d'angolo non è un calcio di punizione che tu alleni, allora allenare il calcio di punizione diretto, tu dici io finché mi alleno, poi tocca a me, devo solo trovare il portiere che fa il miracolo. Sui calci d'angolo trovi gli avversari che ti marcano in un certo modo, quindi non è sempre facile prepararli e poi metterli in pratica. Sicuramente è una cosa dove noi che abbiamo quest'anno una discreta fisicità, abbiamo discreti centimetri e chili per farci valere, qualche volta ha funzionato, altre volte no, e quindi lì si dovrebbe fare di più. Prendiamo il 9 dell'Ajax. Ci sarà il gameplay su EA FC 25. Caro Davide, ci ragiono perché lo sto sperimentando. Il problema è che mi sono reso conto di una cosa, è che probabilmente le stesse differenze che provo quando gioco ai football con la squadra base del Napoli, che sono un po' più macchinosi della squadra, quella là con i giocatori forti che trovi, no? Perché sono più bravi, sono allenati, hanno tutte le skill, eccetera, eccetera. Secondo me l'ho trovato un po' macchinoso anche per questo, il FIFA. Però potrebbe essere simpatico e sfizioso fare una doppia, nel senso la fai una con FIFA, una con i football, e poi quello che succede. Però su FIFA sono veramente scarso perché ci ho messo le mani, come sai, da poco, e quindi vediamo cosa succede. Solo tu, Vale, ci scateni entusiasmo e voglia di appassionarci. Grazie mille Daniele, sono qui per te, per voi. Gol della Lazio, quindi siamo arrivati. Come bello il nostro principe azzurro, Romagnoli, il gol della Lazio. Chissà se Neres tornerà almeno per il Venezia. Non abbiamo notizie in merito, purtroppo, Rossana, speriamo. Veramente non lo so quanto dura. Ti spiego il mio stato d'animo avendo timore che Conti non resti. Non riesco a godermi il percorso perché a quel punto vincere sarebbe oro mai più. È interessante la tua considerazione, perché non avendo la sicurezza che il percorso è lungo, hai un percorso lungo davanti, vorresti almeno il vinci e vattene. La famosa frase di Neschio, che lo ricordiamo, il tifoso dell'Inter, che nel periodo di Conte, quando aveva Conte
allenatore dell'Inter, alti e bassi come apprezzamento, e ricordiamo un video dove lui rosso vinci e vattene, cioè lo voleva fuori dal progetto Inter, ovviamente vinci e vattene perché alla fine poi vinsero, però non erano contentissimi del Conte che non utilizzava i giocatori di qualità, ricordo la polemica con Eriksen, una cosa del genere. Quindi il vinci e vattene, almeno vincere, l'almeno vincere, lo sapete, vincere non è l'unica cosa che conta, però noi avendo una bacheca abbastanza piccola di trofei, è un'altra vittoria quando non sai cosa succederà l'anno prossimo con le squadre che hanno steccato quest'anno, vedi la Roma, il Milan, la stessa Juventus che deve partire tra le prime e non è partita così perché hanno fatto tutti quei pareggi, poi adesso sono rientrati in corsa, però hanno perso del terreno, non sapendo come si comporteranno queste squadre l'anno prossimo. È chiaro che tu stai lì e c'hai quella voglia di dire proviamoci, perché che ne sai cosa può succedere poi negli anni a venire. È bello essere lì, e già essere lì, ragazzi, lo voglio sottolineare, anche se non dovessimo vincere, è importante, ed è già importante quello che si è fatto, perché veramente partivamo da una situazione clamorosa di 10° posto, fuori da tutto, e quindi bisognava ricostruire anche quello che era rotto all'interno. E almeno questo è stato fatto, è stata ridata una dignità a una squadra, e non vengono tutte a giocarci in faccia con la tranquillità di chi vabbè, stiamo giocando con il Napoli, un gol lo facciamo, loro non vincono facilmente, e invece questa dignità l'abbiamo ritrovata. Siamo stati primi in classifica per tanto tempo, adesso ce la giochiamo fino in fondo e vediamo quello che succede. Capisco il tuo discorso, Punisher. Okafor titolare darebbe imprevedibilità all'attacco. A mio avviso la miglior scelta possibile al momento, ma come al solito dobbiamo tenere la fase difensiva. Certo, la fase difensiva. Lazio in vantaggio, ci siamo arrivati. Quindi adesso sono un po' indietro con i messaggi, ma ci arrivo. Per me se il Napoli vince le prossime 2 mette un bel solco, sì, perché poi la continuità delle vittorie è importantissima. Perché? Ma è evidente, caro Davide, vincendo le prossime 2, perché poi ci sono scontri diretti dove qualche punto qualcuno la perde matematicamente, perché c'è l'Atalanta che deve affrontare la Juve e l'Inter, quindi se tu vinci è chiaro che lì ti tranquillizzi un attimo, e sono scontri che tu hai già fatto, e quindi là mi sa fuori gioco, vince la Lazio. No, il gol di Romagnoli è stato confermato, quindi possiamo andare avanti. Secondo te in futuro vedremo ancora la difesa a 3? Salutami New York, te la saluto caldamente. Secondo me è una possibilità che tu puoi tenere presente. La differenza col 4-3, anche il 4-3 mascherato, io l'ho vista, onestamente. È chiaro che con la difesa a 3, o meglio, più che con la difesa a 3, con Raspadori seconda punta, hai visto un Raspadori che lo puoi utilizzare un pochino meglio. Quindi hai dei vantaggi lì. Perdi però altre cose, perché perdi la catena di destra, perché Di Lorenzo facendo il braccetto non può fare quello che fa quando fa il terzino puro, con Anghissà e Politano che si alternano, anche senza Anghissà si può fare. Quindi perdi delle cose, e ricordo il Napoli con il 3-4-2-1 non era perfettissimo nello sviluppo. Quando siamo passati al 4-3-3, piaccia o no, abbiamo sviluppato un pochino meglio, c'è qualcosa proprio nel 4-3 il Napoli che di proprio, non voglio dire di DNA perché mi sembra una stupidaggine, però lo diceva Garcia, il 4-3 si veste come un guanto questa squadra, ma poi dobbiamo essere pronti a fare tutti i moduli. L'allenatore è bravo, è quello che si adatta ai giocatori che ha, eccetera eccetera. Allora andiamo vicino. Quanto volevano per Comuzzo? Questo era un altro tema, perché non mi pare abbia fatto una partita straordinaria. Io la riflessione su Comuzzo è: vale 40 milioni? No. Probabilmente non lo so se ne vale 30, se ne vale già 20. È chiaro che essendo un giocatore così giovane, che aveva fatto un inizio di campionato buono, è chiaro che tu vedi una stellina, uno che se lo prendi in tempo prima che poi esplode il prezzo, magari puoi crescertelo in casa, già dell'esperienza, eccetera eccetera. Capisco che si ipervaluti un giocatore del genere,
il prezzo sale quando glielo chiedi a gennaio. Oltre a tutti i discorsi sulla potenzialità di un giocatore di quell'età. Il prezzo, diciamo, che potrebbe essere oggi 20 milioni, ti prendi comunque un rischio perché non è un giocatore fatto e finito, è un giocatore che deve continuare a crescere, però la fisicità ce l'ha, potenzialità sicuramente. 20 milioni, uno ci può ragionare, vabbè, ma 40 è proprio la richiesta di chi sta a gennaio, perché tu a gennaio tu non sei pronto anche a fare altre operazioni. Loro qualche operazione l'hanno fatta, hanno preso Marie, hanno reintegrato Pongracic, però lo vuoi a gennaio e il prezzo raddoppia. Non come Kvara, che il prezzo rispetto ai 100 milioni che ti offrivano, i 110, si è abbassato. È la questione che conosciamo bene. Allora, vado un po' più veloce per recuperare, per ritornare ai messaggi. Siamo a 7 minuti fa. Hai visto la Fiorentina? Ha perso anche loro un periodo di flessione, esattamente. Speriamo bene, comunque dobbiamo migliorare sui calci piazzati. Raspa per me è un buon tiro, bisogna usarlo. Sì, tant'è vero che spesso quando c'è Raspa in campo va lui a battere calci d'angolo, anche qualche calcio di punizione diretto. Ricordiamo l'anno scorso quello col Milan, quella è un'altra cosa, ieri pure Allison. Lasciamo perdere. Comunque sì, dobbiamo sicuramente migliorare e il momento di flessione lo stanno avendo veramente in tanti. Alessandro, vedi, io volevo smettere di parlare di Kvara. Che ne pensi della prestazione di Kvara? Ma se poi venisse Gyökeres al posto di Lukaku, forse spero troppo, ma io per altri 2 anni Lukaku titolare no. Caro Alessandro, io credo che si debba fare qualcosa già l'anno prossimo, perché a me, ripeto, il discorso su Lukaku, a livello di numeri per me ci siamo, perché poi ha fatto una partita, ho sentito la migliore partita di Lukaku, calma, ha fatto una partita tosta contro un avversario vecchio ma bravo come Acerbi. Bene, però di più, serve di più perché il Napoli segna pochissimo e allora noi siamo abituati ad avere grandi centravanti che hanno sempre segnato grappoli di gol quando poi fa la stagione che devi fare, e senza citare insomma a scendere, no? Osimhen, Mertens, Higuain, Cavani. Abbiamo sempre avuto grandissimi attaccanti e Lukaku era un grande attaccante prima. Adesso però in quella fase da cellulare, low battery, è uscito proprio scritto, vedi, low battery, di conseguenza se ne scende prima la batteria e già l'anno prossimo secondo me qualcosa va fatto. Ora tu puoi scegliere di portarti un giocatore giovane che si può cominciare a dividere i minuti con Lukaku. Faccio un esempio, Lucca perché le caratteristiche che ci ha fatto vedere, giocatore alto, giocatore che lotta su tutti i palloni, poi c'è la questione personalità che si può approfondire, perché allora tu prendi questo qua che magari può diventare la punta del futuro e si alternano e fanno un fade in, fade out, no? Come Lukaku se ne scende, sale Lucca. Per prendere un Gyökeres è un po' più difficile perché Lukaku prende comunque uno stipendio importante. Allora prenderne 2 che siano di questo status non lo so se il Napoli lo può fare. Sicuramente dovrebbero arrivare, speriamo, tutti i soldi di Osimhen. Quindi il Napoli un po' di budget ce l'ha. Però bisogna fare molti acquisti in molte zone del campo. Quindi non penso che possiamo fiondarci sul grande attaccante di nome. Piuttosto magari ti prendi un Luke, un Bonni, uno di questi qua per fare dei nomi che sono giocatori giovani che possono crescere e te li cresci in casa senza il peso di doverli avere decisivi subito, quindi gli dai un po' di tempo di ambientamento. Perché vogliamo far parlare di tirare fuori tutti? Aspetta, perché vogliamo parlare di far tirare tutti da fuori almeno nello specchio? Aspetta. Non ho capito, Mr. Murmak, non ho capito. Vogliamo parlare di far tirare tu, cioè che non tirano, vogliamo parlare del fatto, per esempio, che non riescono a peccare la porta, questo forse vuoi dire. È vero, dobbiamo essere un po' più precisi. Conte corteggiato dall'Inter e in questo momento, mi era arrivata la domanda su Conte corteggiato dal Milan, in questo momento, ragazzi, partite dal presupposto che il centro delle notizie è lì al nord. Partiamo da questo presupposto.
Quindi se vogliono fare uscire delle cose, vere o false che siano, esce da lì. Io parto sempre col dubbio se queste cose sono vere o no, e fa gioco mettere un pochino di preoccupazione all'interno degli ambienti, eccetera, eccetera. In questo momento non credo che l'Inter ci stia pensando. Non so come si sono lasciati, non credo si siano lasciati benissimo nemmeno Conte e l'Inter, e non lo capirei tanto. Posso capire il Conte che torna alla Juve, lo capirei. Un Conte che va al Milan, che si gioca al Milan, lo potrei capire. Conte aveva parlato della Roma, potrei capire anche quello, ma anche lì è situazione da ricostruire. Conte si è un po' scocciato di fare questa situazione da ricostruire. Non capirei l'Inter, onestamente, e quindi non la consideriamo questa cosa. Poi Simone Inzaghi alla fine sta facendo molto bene, cioè si sta giocando la possibilità del treble, e lo ha detto anche in conferenza, ha detto l'Inter sta giocando, e Inzaghi ha ribadito tutti e tre, stiamo su tutti e tre i fronti, con la possibilità di andare avanti in Champions tranquillamente, altri derby da fare in Coppa Italia, sono lì in campionato, e uno che fa il treble o se ne va lui alla Mourinho e poi devi ricominciare, non lo so, ci andrei piano. Ti preoccupano le voci di mercato sul mancato accordo di rinnovo di Anghissà, fonte Fabrizio Romano. Caro Iligio, ci ho fatto il video oggi, ti consiglio di andare a vedere perché non voglio ripetermi con gli amici bellini che hanno già visto il video. È un video breve, manco 9 minuti, dove faccio una ricostruzione totale del caso di Anghissà. Io sono convinto, per riassumerti se non lo vuoi andare a vedere, che Anghissà è una situazione che il Napoli conosce molto bene, e la speranza è che questa trattativa vuol dire che il Napoli ha capito che non puoi semplicemente esercitare quella che hai l'opzione unilaterale, perché non funziona così nel calcio, si creano dei dissapori, dei disaccordi. Invece, se sei convinto e te lo vuoi portare come hai fatto con Olivera, te lo vuoi portare fino a fine dei suoi anni calcistici, è un conto. Se lui vuole andare via, non c'è clausola che tenga. Quindi devi essere pronto alla sostituzione di grande livello, perché Anghissà non è uno qualunque, anche nello spogliatoio. Quindi l'importante è quello che chiedo, è di non cadere dal pero. Cioè non dire, però non me l'aspettavo, noi tenevamo la clausola. Non significa niente, la clausola non significa niente. Quindi, ma il Napoli lo sa, quest'anno, cioè, Manna lo ha detto proprio chiaramente, che hanno fatto degli errori e che non ci vogliono ritornare. Allora, per la punta, secondo me, il mercato è davvero è difficile la punta. Poi si è parlato di Højlund, si è parlato, perché molto passerà da Osimhen. Allora se tu vuoi per forza solo soldi è un conto, se invece le squadre che ti offrono possono metterci una contropartita, e allora ci ragioni. Con un Højlund, per esempio, più di un look, onestamente, più di un look. Io farei mi prenderei un rischio Højlund, che in Italia con l'Atalanta alla grandissima. Non prenderei in considerazione quello che è stato il suo rendimento al Manchester United, perché al Manchester United abbiamo visto gente di grande talento far male, perché il Manchester United rappresenta una di quelle società nel panico generale e si rovinano tutti. Oggi gol di Zirkzee, assist di Garnacho, comunque. Quindi io su Højlund ci punterei se ci fosse qualcosa di mezzo. Cosa ti sei perso? Stiamo parlando un po' di tutto, caro GM, un pochino un occhio alla Lazio, abbiamo avuto un occhio alla Fiorentina, stiamo parlando dell'Inter, di Conte, è una live proprio tranquilla dove parliamo un po' di tutto. Centrocampisti, Fazzini, piace, Manucone piace tantissimo, Manucone mi piace molto, non lo so se la Roma lo cede, dipenderà molto da chi sarà il nuovo allenatore della Roma. Se arriva e mette dei punti, dice questo non si tocca, e secondo me Manucone è uno di quei centrocampisti intoccabili. La priorità l'anno prossimo è uno forte nello stretto, in grado di risolverti la partita con una giocata e una mezzala tecnica. Hai dei nomi fattibili per il Napoli che ti piacerebbe vedere? Mezzala tecnica. Io poi avevo dei nomi che ogni tanto me li segno e me li dimentico quando poi mi arrivano a chiedere. Però per esempio quel Gil che poi avevamo visto nel Tottenham e poi l'abbiamo rivisto poi anche quest'anno, lo terrei sempre presente. Poi non so a che livello di
di ingaggio è arrivato. Però sì, questi sono profili che ci servono, perché Neres non può rimanere l'unico che hai con queste caratteristiche, quindi quelli che nello stretto ti possono risolvere la partita, ti serve assolutamente. E anche perché non ti dà delle garanzie poi a livello fisico che ti può fare tutto il campionato. Ragazzi, bisogna aumentare il livello della panchina. Tu hai avuto modo poi di mettere quel fieno in cascina, perché sì, Kvara poteva avere anche un momento di flessione e c'avevi Neres alle spalle. Nel momento in cui Neres alle spalle non c'ha più nessuno e ti viene a mancare anche Neres, è normale che se ne scende ancora di più quello che era un rendimento generale non eccezionale dell'attacco del Napoli. Kluivert, Bonni, li potete fare i nomi che poi Ferguson, completare il centrocampo scozzese. Se Ferguson torna, perché l'infortunio l'ha un po' bloccato. Ferguson col Bologna, grandissimo centrocampista, e sempre che non se lo vada a prendere la Juve, perché secondo me Motta vedeva in Kopp Meiners quello che gli poteva fare Ferguson col Bologna, e non ha funzionato proprio quanto lui si aspettasse. Quindi non vorrei che la Juve, capito, dice ti serve proprio lui? E magari riabbassano Kopp Meiners un po' più a centrocampo e risolvono tutta una serie di cose, perché Thuram non si tocca, Kopp Meiners più basso, e fai fare a Ferguson quello che fa da raccordo tra attacco e centrocampo. Potrebbe esagerare un'idea alla Juve. Vabbè, lasciamo perdere, andiamo avanti. I cafardi che accelerano. Prenderei David Dell'Illa al posto di Romero l'anno prossimo. Allora, su David io credo che poi si scatenerà l'asta, perché dovrebbe andare poi in scadenza quest'anno, se non vado errato. Quindi se non hai già messo in preventivo una trattativa e non hai già convinto il ragazzo in qualche modo a preferirti, potrebbe essere difficile, perché c'era l'interessamento anche dell'Inter, che sicuramente in attacco deve fare qualcosa, deve ragionare la Juve, perché David sappiamo che piaceva moltissimo a Giuntoli e che hanno preso Colomboani, ma è un prestito, quindi non sappiamo se chiudono. Devono risolvere la situazione Vlahovic, loro continuano a cullare il sogno Osimhen, che è un po' complicato. Quindi per me David potrebbe essere gran profilo, potrebbe essere poi protagonista di un'asta. Vedremo mai un Napoli con un monte di ingaggio da big come Inter o una inglese? Mr. Forces. Ti vorrei rispondere Forces. Ma in realtà non lo vedo, non credo, perché per fare ciò il Napoli dovrebbe aumentare quello che è il fatturato di base, cioè ogni anno devi avere la certezza che, al di là delle entrate variabili, che possono essere le entrate dello stadio, che sono variabili, le entrate dei diritti TV sono più o meno stabilibili ogni anno, oppure a gruppi di 5 anni, quindi lo sai già. Però con o senza la Champions tu devi sapere che puoi sostenere il monte ingaggi e tutte le spese della società. Per fare questo devi fare un investimento iniziale importante, che è quello poi dello stadio di proprietà, e quindi da lì poi sai che ti entra tutto un altro tipo di fatturato, almeno partendo da lì. Poi puoi aumentare con il merchandise, puoi aumentare con le tournée all'estero, puoi aumentare con una serie di cose. Ad oggi è difficile andare oltre quelli che sono i paletti che abbiamo, che ci ha raccontato Conte, che onestamente anche senza Conte lo sapevamo già. Quindi la vedo difficile al momento. È più facile che se lo possa permettere una squadra come il Como, però lì sappiamo che ci sono grandi possibilità economiche, ma non è detto che poi tutti vogliano andare a giocarsi l'occasione al Como. Il Como può permettersi di avere un ingaggio di queste qua da big, il Napoli in questo momento no, quindi non... Bisogna aumentare il fatturato, in qualche modo. Io credo che invece Napoli prenda un attaccante che alternerà a Lukaku. Nella prossima stagione abbiamo bisogno di più gol. Sento dire la questione delle coppe, l'Atalanta da quando è uscita sta facendo piangere. Grazie Davide, a me fa piacere aggiungere semplicemente altri esempi, oltre a quelli che abbiamo fatto in questi anni. Perché per quanto riguarda il Napoli,
io con Peppe Di Palma ci siamo messi là, punto su punto, stagione dopo stagione, ad analizzare tutte le volte che il Napoli è uscito dalle coppe quando non ha migliorato il suo rendimento in campionato, perché non è una cosa automatica. Alle volte può capitare, alle volte no. Noi abbiamo avuto la nostra migliore stagione a livello di campionato quando abbiamo avuto la nostra migliore stagione a livello di Coppa, quindi abbiamo continuato la Champions che ti toglie punti fino ad aprile e siamo andati benissimo anche in campionato. La Juventus senza le coppe l'anno scorso e comunque sono crollati definitivamente nella seconda parte della stagione. Quest'anno l'Inter non è crollata pur andando avanti in tutte le situazioni, ha perso qualche punto qua e là, ma come le ha perse il Napoli senza le coppe. Di conseguenza è un assunto, è una frase fatta del calcio che purtroppo Galliani si inventò. Tutti quanti per analizzare il calcio prendono questa cosa qua per cercare di dare un senso e un sapore alla narrazione del calcio. Ma con la squadra è più forte come può cadere? Tiene tante partite, può essere che le tante partite. Poi è chiaro che è anche banale che avendo una partita in più puoi rischiare più defezioni, più stanchezza, è banale anche dirlo. Però ci sono anche dichiarazioni, il Di Lorenzo che ti dice sai che le coppe ci mancano perché eravamo abituati a quell'impegno. Italiano ha aggiunto la nostra esperienza che abbiamo fatto in Champions League ci ha aiutato ad avere più consapevolezza. Quindi sono tantissimi luoghi comuni che purtroppo uno dopo l'altro cerchiamo, non dico di smontare perché poi non voglio chiudere la bocca a tutti quelli che parlano di calcio, ognuno può dire quello che vuole. Però aggiungere una riflessione in più e non dare niente per scontato, a me questo mi interessa, il fatto del pelo dell'uovo, è il punto numero 3 del canale. Cioè, si dice sempre così? E io ti dico, ma sai che forse no? E poi ognuno ragiona e dà la sua riflessione finale. Allora, volano tutti i messaggi e quindi recuperiamo. Un abbraccio a Pasquale. Williams del Bilbao, 55 milioni di clausola, anche credo che sarà uno dei protagonisti di quest'estate a livello di asta. Là il problema non è il cartellino, ma sarà l'ingaggio, che già è alto per essere al Bilbao, ma potrebbe essere uno di quei giocatori che va nei top club assoluti. Immagino, se la devo buttare lì e fate il clip, se veramente il Liverpool era interessato per prendere poi un esterno, perché Salah non è eterno e se lo vogliono sostituire bene, se era veramente interessato a Kvara, non essendo arrivati a Kvara potrebbero versare la clausola per Nico Williams e il restante dei soldi che non investono sul cartellino lo possono riversare sull'ingaggio e stanno tranquilli per molti anni. Quindi immagini, non dico il Manchester City che dobbiamo capire che tipo di possibilità avrà, ma il Liverpool per esempio potrebbe muoversi. Il mio mercato Castro molto bello. Castro molto molto bello. Lang o Diao, questi sono tutti giocatori che abbiamo visto, quindi non ci inventiamo niente. Un centrocampista specializzato nei calci piazzati alla Ward Prowse, questo non lo conosco però mi fido, e un paio di centrali, uno giovane e uno esperto. Sul giovane tu ce l'hai già, perché c'hai questo Rafa Marin che però non ha convinto, allora potresti fare un altro tentativo su un altro giocatore così. Ricordatevi ragazzi che ogni anno, quindi teniamo presente anche questa possibilità, e non è cambiato con l'arrivo di Conte questo. Ogni anno il Napoli punta su un giocatore che è un under, che non ti occupa delle liste e che se ti va bene ti va bene. Vedi per esempio Kvara, lo prendi che è un under, che non ti occupa liste, ti va benissimo, spesa piccola e adesso poi ti è valso quello che ti è valso. Il Napoli ci ha provato con Nathan, non è andata bene, ma quell'anno lì è anche l'anno del via tutti, del libera tutti, di Meluso, finto direttore sportivo. E quindi è difficile anche valutarla l'operazione Nathan. Quello che stiamo vedendo col Betis, alcune cose bene, alcune cose non benissimo. Quindi quest'anno hai provato con Rafa Marin, non benissimo perché Conte non si è fidato. Fermi tutti, c'è del supporto. Mario,
tutta la vostra carissima disposizione. Sei numero uno, grazie. Pure è bello quell'applauso. Mi ricorda le mentine. Qual era quella cosa che faceva il mimo? Era una cosa che oggi con la cultura woke non si potrebbe proprio fare perché era tutto. Grazie mille, Mario. Che gioia. Sei carinissimo. Quindi è plausibile che il Napoli punti. Ecco perché a me piaceva tantissimo l'idea Casadei, che è un giovane che però non è nemmeno sconosciuto, è un giovane che già era nel mirino di tante squadre. Comunque il gol da urlo l'ha fatto già col Torino e il Torino si è beccato loro. Si sono beccati loro che sarei beffato il Napoli, beffato soprattutto la Lazio. Forse il Napoli non aveva affondato più di tanto. Poteva essere un under Garnacio, ma non si è andato fino in fondo. Poteva essere un under Comuzzo. Quindi un giocatore giovane ce lo possiamo aspettare. Non so in quale zona del campo, però ce lo possiamo aspettare. Cioè almeno uno all'anno di scommessa che poi puoi vincere o no. Però è più facile che questa scommessa la fai con costi più contenuti rispetto ai 70 milioni che volevano per Garnacio, i 40 che volevano per Comuzzo. Secondo me Casadei era più fattibile. Perché se se lo può permettere il Torino, se lo può permettere anche il Napoli. Le squadre impegnate nelle coppe possono perdere punti nelle giornate prima o dopo la giornata di coppe. Basterebbe fare uno studio di questo tipo. Penso che Inter abbia perso 2 punti col Monza. Sì, ma anche no, caro amico mio, perché lo studio si può fare e chi ha tempo per farlo lo può fare e me lo può portare. Però ci sono delle situazioni in cui lo ricordo con l'Atalanta. Atalanta che andò benissimo in Coppa, partite di Coppa, e fece bene sia prima che dopo nel campionato. Quindi non è una regola scritta. E poi possiamo fare la statistica su 100 partite. Però su 100 partite della stessa squadra, perché io l'ho fatta per il Napoli. Poi se vogliamo dare la regola, tra virgolette, generale, va fatto su vari campioni di varie squadre, perché una cosa è una squadra che è stata costruita per fare le due cose, poi c'hai degli allenatori che lo vogliono fare, nel senso più propensi. Se hai Italiano, se hai Thiago Motta, sono due giocatori che il turnover lo fanno e lo fanno alla grande, lo fanno anche esteso. Gasperini gestisce l'attacco in un certo modo, Inzaghi lo gestisce in maniera completamente diversa. Inzaghi fa le sostituzioni durante la partita sugli ammoniti, quindi quelli recuperano dei minuti quando vengono ammoniti. Sarri non faceva sostituzioni mai, lo stesso Spalletti, c'era una questione di titolarissimi come con Mazzarri, quindi è difficile fare prendere un campione generale di tutti, di come si comportano poi le varie squadre, delle possibilità che hanno le varie squadre. Io in generale mi sento di dire solamente una, tra virgolette, verità assoluta, che non è detto che può succedere, ma che non è detto automaticamente che uno stava, perché altrimenti non esisterebbero i tripleti, non esisterebbero le squadre che invece fanno male sia in campionato che in coppa, non esisterebbe. Allora quando sento, e purtroppo lo sento, e quindi non ne usciamo, non convinco l'intera comunità calcistica, lo dicono tutti. Forse se uno sceglie di uscire dalla Coppa, l'ho sentito per l'Inter, dovevi scegliere di uscire dalla Coppa Italia in modo tale che hai un fastidio di meno, avevi più. Ma non si fa così il calcio, non si può, è proprio illegale. Cioè tu da regolamento devi metterti nelle migliori condizioni per giocare la partita al massimo delle tue possibilità. Poi è chiaro che tu puoi mettere una squadra più scarsa volontariamente perché rientra nella logica del turnover, ma tu non puoi uscire volontariamente, perché uscire volontariamente lo abbiamo visto con la Lazio, sei praticamente uscito volontariamente e la partita dopo con la Lazio l'hai persa. Quindi quella cosa là di uscire non funziona sempre. Quindi per me gestione un pochino meno rigida per tutte le partite di tutta la stagione, per cercare di andare più avanti possibile in tutte le competizioni che hai a disposizione. Perché? Perché non siamo una squadra, parlo solamente per me, poi le altre facciano quello che vogliono, non siamo una squadra con i trofei che cadono da tutti gli scaffali e le scrivanie. Tutto quello che arriva è tutta esperienza che fa la società
è tutta esperienza che fanno i calciatori e ti tremano meno le gambe, perché tu per vincere le finali devi arrivare a delle finali, devi perdere delle finali e poi vinci delle finali. Poi ci sono degli exploit che puoi fare, devi imparare a gestire l'arbitro che in quella partita proprio non ti vuole dare una mano. Leao Lozano, devi imparare a gestire. Guarda, questo sta aspettando solo questo. Anghissà che entra su Leao, che si butta a te. Quindi tutta esperienza, anche quando sai di essere più scarso. Non giochi la Champions League per vincerla, ma devi arrivare più in là possibile. È l'unica cosa che hai, perché crescere è l'unica cosa che conta. Non è proprio una sorpresa, caro Emiliano, non è proprio una sorpresa, perché l'avevo anticipato. L'avevo video che quest'oggi ci saremmo visti un po' per parlare di quello dell'Inter che non abbiamo parlato, un po' per parlare della Fiorentina, un po' per parlare un po' di tutto. Ma qua sono arrivati anche dei vocali. Allora, visto che Fabio Versatile, senza dire niente a nessuno, lo posso anche ascoltare. Buonasera amici Perini, ciao Vale. Vado controcorrente, te Vai. lo dico subito, però capisci bene quello che voglio dire. Vai. Domenica a caldo tutti, e io compreso, abbiamo detto grande prestazione, convincente, grande Napoli. A oggi, mercoledì, dopo aver visto comunque anche l'Inter ieri, che comunque non è che abbiamo fatto tutta sta grande partita, però dico abbiamo perso un'occasione, perché l'Inter venuto veramente a Napoli, secondo me col piano gara, proprio con l'intento e il piano gara di non perdere, si sono messi là dietro, poi hanno trovato il gol con Di Marco su punizione, calcio piazzati, si sono ancora chiusi, cioè ancora di più. Quindi io credo che era proprio questa l'idea di Inzaghi. In più volevo far notare una cosa, Cavani, Higuain, Mertens, Osimhen, tutti destri, quasi sempre decisivi, 20 gol almeno a campionato. Milik sinistro, Lukaku sinistro, ribadisco il mio basta, Poverino però Milik un po' sfortunato, perché avrebbe potuto avere una migliore sorte, l'infortunio, le cose, poi il rapporto con De Laurentiis anche non è andato nel migliore dei modi. Non è a livello degli altri che hai citato, ovviamente Milik, perché anche nel suo prime probabilmente non avrebbe mai fatto quello che hanno fatto poi Cavani, Mertens e gli altri che hai citato, Lukaku avrebbe potuto farlo, cioè Lukaku, Mancino è buono nel suo prime, sì, era tanta roba, però in questo momento questo ci abbiamo da gestire. Capisco sotto un certo punto di vista l'opportunità mancata. Noi siamo contenti, Fabio, guardandoci nell'anima, siamo molto contenti perché la recuperiamo, perché lo stesso 1-1, se fosse stato al contrario, cioè che fai tu gol prima e te la recuperano dopo, sarebbe stata una tragedia assoluta. Però il fatto di aver fatto un secondo tempo in crescendo, che li hai schiacciati lì e quindi mentalmente ti lasci alle spalle le partite dove ti hanno recuperato, e quindi anche questa paura di non reggere fisicamente per 90 minuti, adesso hai dimostrato che puoi reggere fino alla fine, che chiudi in crescendo, e questa è la sensazione che ti dà di positività, che credimi, anche se togliamo da mezzo noi tifosi, secondo me anche gli stessi ragazzi adesso si sentono un po' più forti di loro stessi, cioè hanno un po' più di convinzione di poter reggere di più e di poter affrontare una partita, anche se vai in svantaggio, c'hai questo ricordo fresco: oh, abbiamo messo sotto l'Inter e abbiamo segnato, possiamo mettere sotto la Fiorentina, possiamo mettere sotto il Milan e anche altre squadre se la partita non va bene. Quindi vedi come cambia la percezione dello stesso risultato, un 1-1, però se arriva con il quando diverso. Che meraviglia il quando. È proprio un'invenzione geniale di Guido, il quando. Buonasera. Micio e Ramancino. Guarda, la faccia gigante di Conte. Bello, il cecio di Conte così. Fosse durata altri 15 minuti, altri 5 minuti, l'avremmo visto. Non lo so, può essere, perché stavamo in grande forcing. Può essere, non lo sappiamo. Però la sensazione è che eravamo noi in crescendo e che loro erano in grassa difficoltà. Veramente grassa. Da domenica inizia il vero campionato di Lukaku, non Lukaku. Speriamo. Comunque la prestazione di Lukaku è stata seria, è stata una prestazione tosta, e quindi speriamo che possa continuare così in crescendo. Qui periferia della Fragora, ore 22, col mal di pancia Valerio e Community vi scrive un reduce serpico.
sul Napoli, per me c'è troppa ansia. Spiegami che intendi troppa ansia. Cioè tu c'hai la serenità del nostro amico Osne, che è serenissimo da parecchie partite, che comunque alla fine andrà tutto bene. Primo tempo Dobbik, per davanti alla porta e traversa il bar. Risultato 0-0, Ismael Siringa. È rimasto solo 0-1 la Lazio. L'Eintracht Francoforte ha pareggiato nel frattempo con l'Ajax, con Larsson, assist di Mario Götze. Ma quanti anni ha Mario Götze? Una roba incredibile. Le altre squadre che stanno giocando, vediamo un pochino. Il Bodo Glimt è in vantaggio 2-0 sull'Olympiakos Pireus, e la Roma, come diceva Valentina, 0-0 con l'Athletic Club. Andiamo avanti. Valerio, riformulo giovane italiano, perché a Conte piace così. Per Ward-Prowse, giocatore inglese famoso per le sue punizioni, ma era un identikit. Perché sui calci piazzati, lo so, è vero, ci serve uno specialista. Forse non lo era nemmeno Kvara. Veramente sono tanti anni che non abbiamo uno che, quando c'hai il calcio di punizione dal limite, tu già sai che va lui sulla palla e sai che in qualche modo becca la porta, sai che in qualche modo diventa pericoloso. Ha segnato Kvara sul calcio di munizione, ha segnato Raspadori ultimamente, nelle ultime immagini, no? Kvara contro la Fiorentina. Però ne ha segnato qualcuno Mertens, difficilmente ricordiamo quella di Insigne contro il Dortmund tantissimi anni prima, però è un fondamentale proprio che ci manca. E sì, piacerebbe averlo, ma non molte squadre ce l'hanno, sono sempre di meno i calci di punizione, un po' perché i giocatori sono diventati più alti e quindi le barriere sono più difficili, un po' sarà il pallone, un po' sarà che non ci provano nemmeno più, che scaricano e fanno gli schemi, e i portieri sono diventati più bravi, però il calcio di punizione è bellissimo quando poi si insacca, ed è un rigore difficile, è proprio uno dei fondamentali più belli. Lo so, Super Miki, ne abbiamo parlato, una partita incredibile qua. Ha fatto una partita pazzesca. L'ultimo buono era Milik. Pure sui calci di punizione hai ragione. Se poi parliamo di calci di punizione, Milik era uno che poteva andare lì e aveva un calcio molto educato. Ha fatto da poco dai anni Marittiello Götze. Pensavo ne avesse almeno 40. Pensa un po'. Ottimo, pensavo fosse più vecchio. In quali ruoli prenderesti i giocatori l'anno prossimo con un budget da 220 milioni che avrà il Napoli? Tu dici che avrà tutto questo? Speriamo. Allora, andiamo avanti un altro anno con Di Lorenzo Mazzò. Prima di tutto dobbiamo capire il portiere. Se rinnovi Meret, se continui con Meret con grande fiducia, ti serve un secondo portiere, perché il Cagliari può prendersi Caprile e quindi ti serve un secondo portiere. Scuffet è in prestito e quindi bisogna spendere sul portiere di riserva o portiere titolare a seconda. Mazzocchi Di Lorenzo va bene, ti serve un centrale, manda Rafa Marin, lo rispedisci dove vuoi, non credo che si possa puntare su Rafa Marin, quindi ti serve un centrale. Se vuoi continuare con Rachmani, bene, buongiorno, non si tocca. Ti serve uno che ti sostituisca Juan Jesus, perché siamo alla fine anche di Juan Jesus, quindi ti servono due centrali. Terzino, devi vedere se puoi continuare con Spinazzola, un altro anno addosso, quindi un altro terzino sinistro insieme ad Oliveira. Centrocampo, tutto da capire, se Anghissà viene confermato. Puoi confermare Billing con Anghissà, Lobotka Gilmour, se Lobotka viene confermato. Ti puoi tenere Gilmour e te ne serve un altro, ti serve un vice McTominay serio. Sempre se stai ragionando sul 4-3-3, parliamo sempre così. Un sostituto un pochino più che dia più problemi a Politano, perché Ngong non dà problemi a Politano e Politano tutti questi minuti nella sua carriera non li ha mai giocati. Serve un nuovo Lozano. Claudia Di Fusco è sempre stata nel canale Telegram, quindi niente di nuovo. La punta, e poi Neres, o sposti Neres di là e te ne prendi due poi
di esterni sinistri forti. Insomma, guarda, dobbiamo fare... Non bastano 220. Credo non basta. Se non vinciamo questo campionato, ti immagini quest'estate come la passiamo, quando probabilmente dovremo sostituire anche Sameretto, Simen, Kvara, Conte, Oriali, rimaniamo qua DL e Manna. Guarda, stavo facendo proprio, è uscita così praticamente la risposta all'altro commento, proprio perché è lunga la lista delle cose da fare, sicuramente, che si possono fare, ma sia che vinciamo che non vinciamo, questo non cambia. Il farlo con la vittoria cosa significa? Significa che potresti essere un pochino più appetibile, se non distruggi tutto, come hai fatto dopo la vittoria con Spalletti. Se non distruggi tutto e si continua col progetto, potresti essere appetibile sul mercato, nel senso di una squadra che in 3 anni ha vinto, se non fa casini d'estate, ha vinto 2 campionati in Italia, fammi andare, mi conviene. Quindi c'è una bella differenza, ma a prescindere sono tutte operazioni che devi fare. Oggi un cliente interista napoletano mi ha fatto vedere che ha scommesso per la vittoria dello scudetto per il Napoli. Secondo lui all'Inter interesseranno più intraliti Champions. E torniamo al discorso che vi facevo prima. Sì, sicuramente nel chiuso di una riunione di amministrazione tra quelli che poi gestiscono i conti dell'Inter, penso che macello. Per loro è chiaro, mettono sul piatto: se andiamo avanti in Champions su queste entrate, se vinciamo un altro campionato, queste sono le entrate, eccetera eccetera. Facile che per loro ha più importanza, ma non diranno mai a Inzaghi: qua non far giocare bastoni in campionato perché te lo devi conservare per... Lo abbiamo visto con il Napoli, piano gara per non prenderle o per vincere, comunque hanno giocato tutti quelli che erano i migliori, anche acciaccati. Anche Thuram acciaccato, lo stesso Çalhanoğlu che ancora non è recuperato, parte con il Napoli. Quindi non penso che a tavolino, la società lo può decidere, lo può pensare, ma non penso che a tavolino si mettano lì e spieghino a Inzaghi: guarda, non ci interessa il cambio, cioè ci interessa se arriva così. Però mentre vi dico questa cosa qua, occhio che i giocatori lo avvertono. Quindi non si decide, però tu puoi influire se si avverte nei corridoi di una società che a te non interessa. E lo abbiamo sentito ultimamente da diverse fonti, se qualcuno se lo ricorda, perché poi ne abbiamo parlato anche nel gruppo Telegram. Quella sensazione l'Europa League non ci interessa, quella sensazione la Coppa Italia, cioè si sente nei corridoi se per la società è importante o no. Quindi non si decide a tavolino, vero, però si può avvertirsi questa cosa qua. Quindi vedete com'è importante la live, che mi date modo di ragionare a 360 gradi e mi ricordo delle cose. Vediamo se qualcuno si ricorda di chi ne ha parlato, perché può essere. Io sul mercato non mi illudo. L'ultima volta che mi sono illuso c'era Ancelotti, 3 mesi di James Rodriguez e Mauro Icardi. E arrivò Llorente a 40 anni, è vero. A me il doppio play con l'Inter è piaciuto molto. Secondo me con una Fiorentina senza un equilibratore come Mandragora, tenere palla e verticalizzare non sarebbe male. Mandragora squalificato, giusto? Oltre a tenere di più il pallone. Sì, e poi ha fatto anche tutto un lavoro di pressing alto, perché Gilmour era su bastoni, quindi anche a livello di dinamismo e di muoversi nel campo anche senza palla lo ha fatto Gilmour, quindi sì. Allora, per il centro sportivo, ma che senso ha il museo a Castelvolturno? Non lo saprei proprio, ma un turista dell'estero può andare mai lì a vedere la nostra umile storia? No, infatti il museo non ha... Il museo lo devi fare allo stadio, dove sta lo stadio, onestamente. Se lo stadio è accessibile, come lo è, come a livello logistico lo è il Maradona, è un conto. Se lo fai a Castelvolturno non ha tanto senso. Ci sono tante cose che non hanno tanto senso, dalle notizie, le indiscrezioni che sono uscite, a partire dal prezzo finale di 18 milioni. Non credo tu ci possa far nulla con 18 milioni. Quindi aspettiamo, non mi sentirete dire non è vero niente, perché che ne so, può essere anche verissimo e che si stanno facendo male i conti, oppure che ho fatto male io i conti, però
lo storico vuole, che sono veramente da 10 anni noi portiamo il conto perché Benitez parlò del business plan, ma è da quando De Laurentiis si è ideato che ce lo dicono ogni mese, vuole fare questo, vorrebbe fare, ha scelto, finalmente si è deciso, e sono tutte chiacchiere che poi il vento se le porta e non succede mai niente. Ma Gilmour quanto velocizza e verticalizza la manovra? Fortissimo, e la cura al Napoli lezioso dei retropassaggi. Per me il più sottovalutato, dovrebbe giocare di più e con Lobbo. Sì, ma infatti lo vediamo, è chiaro che lo vediamo solamente perché non abbiamo Anghissà disponibile, però il calcio è pieno di queste storie qua. Lo stesso Lobbo diventa poi titolarissimo perché si fa male Demme, ricordiamocelo, Demme era stato individuato da Spalletti stesso come un punto di riferimento che doveva essere il bizzarro della situazione. E il calcio è pieno di queste storie. Quando viene meno quello che è il titolare individuato, ragazzi, Anghissà non è solamente il giocatore, è anche quello che rappresenta nello spogliatoio, che rappresenta per il gruppo, lo sappiamo bene. E quindi vale tanto, difficile metterlo fuori, difficile. Però adesso che lo devi mettere fuori per forza, ecco che si deve far trovare pronto Gilmour e dimostrarci che può essere di grande impatto. Ruolo fondamentale da coprire l'esterno destro. Politano con carichi di lavoro elevati, arriva male a fine campionato, 0 spunti e poca attenzione. Sì, non è abituato a farle tutte, serve un'alternativa. Con la Champions il Napoli, anche solo con l'entrata dei soldi della cessione di Kvara, abbiamo un budget di 200 milioni, escludendo la cessione di Osimhen e dei prestiti di ora. Non lo riesco a fare sto calcolo al volo. Dobbiamo ragionare sui prestiti di ora, nel senso che molti giocatori che sono andati via ti ritornano, è capace che ti ritornano, che non se li prendo, quindi devi sistemare quelli là. Vediamo che tipo di plusvalenze puoi fare. Difficile. All'andata si vinse facile con il 4-3-3. Mi piace 1-1. Oh. Aspetta. 1-1 anche la Roma, tra l'altro. Ah, vedi perché stavo un po' indietro. Quindi 1-1 vittoria Pilsen e 1-1 anche la Roma. Per la Roma anche Ligno, che non la smette più, su assist di Selic, risponde a Inaki o Iñaki Williams, che non è Nico, ma è l'altro. Nico da una parte, Inaki dall'altra, mentre per il Vittoria Pilsen ha segnato Durosinmi. Non ho idea. Quindi questo sta succedendo. Saluto il nostro amico Bellino Pietro che ci segue dal Belgio. Un abbraccio, eccolo, grazie Fabio. Pietro Tagliarino, un abbraccione a Pietro dal Belgio, quindi Mertens, quindi Lukaku, quindi De Bruyne. Angeligno, l'uomo degli 1-1. Mi capite? Il centro sportivo viene a costare come famosi all inclusive. Ah, bravo! Facciamo 18 milioni, vedi quante cose che poi io mi dimentico. 18 milioni, all inclusive, che era l'offerta che fece De Laurentiis quando De Laurentiis era anche praticamente direttore sportivo. Che fine ha fatto poi Perez? Dove è andato? Che poi è sparito dalla circolazione. Pongracic out contro il Napoli. Notizie di un possibile ritorno in Serie A sulla panchina del Cagliari di Mazzarri. Ma Mazzarri non doveva andare all'Iran. Avevo sentito un'offerta dall'Iran, dalla nazionale dell'Iran, se non sbaglio. Non si è concretizzato. Vedi che stanno arrivando altri vocali, allora li recuperiamo. Quindi Dendong, no? Al Porto è andato. Ah, bravi, ma come siete forti, mamma mia, la mia community è bellissima. Allora, altri vocali, così. Vai. Giusto a titolo informativo, questione punti persi a causa delle coppe. Quest'anno, quindi la situazione aggiornata ad oggi, il Napoli con la Coppa Italia ha avuto una media di 2,3 punti a partita, senza la Coppa Italia siamo calati a 1,9. È vero. Dati. Che sono dati che poi non è nemmeno, come si dice, perché dato che è stata talmente breve la cosa, quindi è un campione nemmeno poi esagerato.
Però guarda un po', guarda un po', finché sei dentro stai facendo benissimo anche così, esci da là, crollo generale, hai perso un po' di certezza, sono dati. Buonasera Valerio, buonasera ragazzi. Essendo che si sta parlando da giorni della fumata bianca, ne abbiamo viste tante negli ultimi anni, no, più di 10 anni, Oppure il sul centro Papa. sportivo, mi domando, si potrebbe finalmente mettere in atto la famosa scunizzeria che tanto le cantava Aurelio De Laurentiis, o almeno è quello che speriamo ancora noi. Il punto è proprio De Laurentiis, facendo le strutture, quindi costruendo 25 campi, 48 campi, ci punterà realmente sulla scunizzeria? Prenderà quindi all'interno del suo staff o già col suo staff di scouting, darà modo di puntare sui giovani ragazzi che quindi vanno dai 12 ai 18-19 anni, o resteremo sempre allo stesso punto sotto questo punto di vista? La domanda è legittima, amico mio, perché che lo fai a fare? Che fai a fare i 12 campi? Tu avrebbe senso, vi ricordate, no? Quello che dicevo, sarà più bello di quello del Manchester City, che significa, è una frase veramente molto trampiana, sarà più bello di quello del Manchester City, ma se tu, per esempio, non hai la squadra femminile, no? Già partire da lì. La primavera in teoria ce l'hai, va malissimo, stiamo nella Serie B della primavera, così magari ti metti là. Però, per esempio, anche lì si devono fare degli investimenti non solo sui giocatori, ma anche su allenatori bravi. Io ricordo che per tanti anni siamo rimasti con lo stesso allenatore, qualsiasi fosse il risultato, proprio non ci importa. Non è che uno va là a vedersi le cose, e anche, devo dire, anche l'ambiente giornalistico, non sentiamo grandi approfondimenti, se non 2 o 3 che ogni tanto fanno un report di quello che è successo nelle partite. È un po' lasciata lì, un po' a caso. Quindi sì, è chiaro, lo fai. In teoria tu, a prescindere dalla struttura che hai, dovresti interessare, perché poi da lì ti possono crescere dei giocatori nuovi. Abbiamo sentito di oggi dell'interessamento della Fiorentina per Vergara, altro giocatore tuo che vediamo ogni anno, ogni estate, lo vediamo iniziare il ritiro e poi lo mandiamo da qualche parte. La risposta del Napoli, che non è la risposta del Napoli, ma quello che si diceva nelle indiscrezioni, il Napoli non sa quanto vale. Ma che significa? Non sai quanto puoi chiedere, eccetera, eccetera. Perché in realtà non sai quanto vale un giocatore del genere nel contesto Serie A, che non è più un giovanissimo, è un giovane che però sono parecchi anni che vediamo nei ritiri, eccetera, eccetera. Quindi la domanda tua è legittima. Vogliamo farlo proprio perché lo vogliamo fare, che lo devi fare per forza, visto che ti trovi a costruire e ti prepari, o ci credi veramente e metti in pratica? Non lo so, non ti posso rispondere. Io partirei comunque, anche perché è una vergogna che il Napoli è l'unica squadra importante che non ha una squadra femminile di riferimento con le stesse maglie del Napoli, con la stessa società, è l'unica squadra che non ha la squadra femminile. Mi sono dimenticato una cosa prima, giusto per dare un altro spunto bellino. Il quando torna di nuovo forte e prepotente. La sconfitta della Fiorentina di stasera in conference non ci voleva. Domenica verranno a fare una partita molto molto seria a Napoli, anche perché Palladino è stato messo in discussione. Se perdesse pure domenica, secondo me salta un Tutti, occhio. Mi sono tutti i mesi è messo in discussione Palladino, oramai è diventata una barzelletta. Comunque sì, quando ci sta, io avrei preferito un pareggio che non li fa arrivare arrabbiatissimi, che però li mantiene in bilico con il prosieguo della conference, che li mantiene in bilico, che ti stanchi. Molte energie le hanno sicuramente spese, anche tante energie nervose. Quindi una doppia sconfitta consecutiva diventa un po' più difficile, ma al di là, ti ripeto, della posizione di Palladino, perché abbiamo sentito veramente la qualunque. Cioè, di Palladino grande situazione, la Fiorentina che lotta alle sorelle, si può dire la sua sul campionato, abbiamo sentito cose pazzesche, e poi Palladino in bilico che salta se perde la prossima, poi non perde quella prossima là, poi fa l'impresa con l'Inter, quindi capace di fare imprese anche la Fiorentina, poi capace di perdere punti ogni tanto. Insomma, vediamo come li otteniamo, come li andiamo a recuperare, ma avrei preferito un pareggio, perché poi la doppia sconfitta è un po' pesante.
Strano, io mi ricordo che una volta De Laurenti disse: ma a me che mi conviene fare il centro sportivo e coltivare i giovani? Mi conviene più spendere 1 milione e comprarmelo già bello fatto. Lo disse. E infatti sì, non lo so, ragazzi, veramente non lo so. La speranza è che, vi ricordate, sapemmo che il centro... perché mi ricordo, il centro sportivo deve fare per forza. Lo stadio è più difficile perché bisogna trovare... Ma il centro sportivo lo deve fare per forza perché sta scadendo il contratto a Castelvolturno dove è in fitto e quindi è costretto a farlo. Cosa succede? Proroga. Ci mettiamo d'accordo, ti pago un altro anno di pigione e poi ci mettiamo d'accordo, magari prendiamo altre terre limitrofe, eccetera, eccetera, quindi rimaniamo nella zona Castelvolturno, che lui disse è una zona dove la salinità del mare circostante non mi permette di fare delle cose. Quindi non mi spiego il perché si voglia rimanere là. Ma tant'è, si possono cambiare idea, veramente sta cambiando spesso idea nella sua avventura al Napoli e può essere che abbia cambiato idea pure su queste cose qua. Può essere anche che abbia cambiato idea sui giovani, non lo possiamo sapere. È una questione lunga, è giusto Serpico, quello che dice Serpico, perché tu devi investire e non ritrovi un ritorno dell'investimento per tantissimi anni. La questione è questa, signori, per creare quel concetto, no, la cantera del Barcellona che deve essere la scugnizzeria, è un concetto proprio filosofico importante, cioè tu parti e li gestisci i bambini in un certo modo, gli dai modo di studiare, togli un peso ai genitori, te li curi tu così, un discorso lunghissimo, e poi magari fai un discorso di filosofia calcistica. Noi siamo il Napoli. Sapete che cos'è il Napoli, al di là del 4-3-3? Il Napoli è una squadra che negli ultimi anni è sempre una squadra di dominio del calcio, dominio del gioco. Non sappiamo fare il calcio speculare. Pochino, con Conte abbiamo sperimentato anche questo, ma alla fine anche Conte è arrivato a miti consigli, dice io voglio difendere attaccando, e se abbiamo cominciato a far salire quello che il possesso palla e fare le partite più alla Napoli che conosciamo noi. Quindi vuoi fare le giovanili del Napoli? Benissimo, sappi che il Napoli è la squadra che negli ultimi anni, ma parliamo di 10 anni, un campione grande, sempre la squadra meno ammonita del campionato. Quindi noi non facciamo falli, noi giochiamo a pallone, noi non protestiamo con gli arbitri, noi di base non simuliamo, poi può capitare, capita. Quindi come il Barcellona, e ti vedi i bambini del Barcellona fanno il tiki-taka, sono bambini tecnicamente incredibili, e ti vai a vedere il classico dei bambini, no? Barcellona contro il Real Madrid, e sembra di vedere i grandi. Tu se vuoi fare la cosa devi partire da una cosa di filosofia proprio calcistica. Noi siamo il Napoli, magari non vinciamo tutto, però abbiamo questi principi. E puoi trovare quello che gli piace, tutto questo, e si affeziona, e puoi trovare dei nuovi tifosi che magari dicono ah però è interessante questa cosa qua, poi al di là dei trofei che vinci o non vinci, però hanno una filosofia ben definita, i colori sono quelli tutti gli anni, per esempio quello che sta succedendo con le maglie del Milan è brutto da vedere, poi toglitelo lo sfizio di avere delle maglie diverse, va benissimo, però si parte che la maglia è quella, la prima, la seconda maglia sono quelle, poi ci divertiamo sulla terza e portiamo avanti un'identità di popolo, di squadra, di identità sociale, di cultura generale con i tifosi, così. Non sarebbe male. Fare questo e allargarlo. Prima squadra, giovanissimi e la squadra femminile. Non sarebbe proprio carino. Però, una fisiologica... Palladino domenica viene a Napoli. Buongiorno, salve. Poso i 3 punti, arrivederci, grazie. Questo fa Palladino domenica. Ok, la serenità. La serenità che ci dà Enzo ogni volta che siamo il Napoli, dai. Esatto, vedi? Grande Napoli, cioè proprio il tuo nome è Napoli con 3 I, quindi siamo il Napoli, dai, proprio la I, così. Signori, già siamo a 1 ora e 20. Caspita, quanto siete belli. Vuol dire che è una live che mi ha fatto parlare tanto. Allora io mi diverto adesso a cliccare invita guest. Ok?
mi sposto di qua, invito chiunque, invito prima Guido, però non lo so se ci sta perché Guido pure ha fatto il video sull'Oscar, ve lo siete andati a vedere? Se ci sei. Poi invito quelli là che sono iscritti al canale Telegram che trovate in basso in descrizione, se volete. Poi invito quelli là, insomma, vabbè, questi siamo. E poi magari, se qualcuno non ha Telegram, eccetera, eccetera, invitiamo anche nella chat, in modo tale che se volete intervenire, io ho parlato abbastanza e possiamo farci un finale di chiacchiera insieme come community. Allora, buonasera Vale, dato che i biglietti sono sempre più difficili da prendere se non si ha la tessera, voglio consigliare agli amici benini di usufruire di promozioni Euronics che li trovate sicuro. Registro questo tuo messaggio e il consiglio. Che è sta cosa? Penso che la dovete copiare in maniera diversa perché poi è uscito qui quella specie di emoji strana che non è altro che, è facile da capire, è questa faccetta qua che è uscita così. Vedi? Se tu fai questa faccetta qua però attaccato, cioè 2 punti slash, esce quella faccia là, quindi fegato qua, fegato là. Non lo so perché state parlando del fegato. Quindi, piccolo off topic, sabato allo stadio erano i distinti inferiori di fianco a me e mio fratello 3 tifosi dell'Inter. Io li rispetto perché non hanno risultato, ma se fosse stato il contrario ci cacciavano. Pululu del Giallonia. Di che state parlando? Non lo so, ma non ha importanza. Io mi sposto e aggiungo perché vi ricordo come funziona. Qui. Come va? Buonasera amiche belline, buonasera amici, Valerio. No, serata domani è sabato. Ah, ok. Sì, poi l'altra settimana venerdì, sabato e domenica. E infatti Un po' di impegni. Ricordi quando parlavi di Anthony Robbins, chiama marketing, tra l'altro sta facendo una stagione incredibile. Sì, noi qualche intuizione, Francesco, l'abbiamo avuta. Guido, quindi l'audio ti è ritornato, tutto a posto. Sotto questo punto di vista non c'è problema. Come vuoi fare un ritorno sull'Inter o vuoi proiettarti sulla Fiorentina oppure qualcos'altro, quello che vuoi? io ho sentito solo lunedì qualcosa, poi ho bisogno di disintossicarmi, poi ci sono tanti impegni. Oggi un'amica mi ha mandato un messaggio tremendo, tra l'altro apro e chiudo una parentesi, perché si è spaventata per le mie occhiaie. Ho detto, io non dormo, sono proprio brutto. Benvenuti tra noi. No, insomma. ma ho bisogno di andare in Sicilia un po', essere sequestrato. La Sicilia. Vediamo se riesco ad andare alla prima. Sono punti di vista, Valerio. Intanto ringrazio Giovanni, mi ha comunicato che ormai la classifica Guido, per quanto non venga chiamata come tale, è stata sdoganata, è stata cooptata, è stata presa in prestito. Punti di vista, perché cosa possiamo dire? Lo scopriremo solo vivendo, nel senso che la partita con l'Inter è stato, un tempo si diceva il canto del cigno della stagione del Napoli, cioè dove ha buttato tutte le energie fisiche, psicologiche, morali, di forza, ma non c'è riuscita, o l'alba di una nuova era. Per quanto mi riguarda, premesso che io non guardo mai le partite, questo è facile, vedi qua si vince e si continua a fare questo gioco in tutte le trasmissioni, si continua a sbagliare perché poi alla fine tu hai vinto con l'Atalanta e la Juve ma hai perso 5 punti con Como capì, con l'Udinese, quindi basterebbe proprio ricordare quello che è appena successo per non fare questo. 20 campionati fa, la prima partita col Verona che non contava e tutte queste cose qua, cioè proprio fresco. All'inizio della stagione noi non ci vedemmo, ma perché io stavo super impegnato in estate, poi ci vedemmo di sì una sensazione, e ho specificato sempre, non è né opinione né analisi, è una sensazione perché non può essere basato su nulla, è troppo presto, che forse quest'anno
non facciamo questi campionati 95, 94, 93, però è una sensazione. Poi alla 14esima vi dissi, secondo me quest'anno non servono più di 89 punti per vincere lo scudetto, che sono tanti ma non è mostruosa. Se l'Inter vincesse tutti sarebbero 91, almeno un pareggio gliene facciamo fare. Gli altri fanno un sacco di moine, pupazzetti, le cose, sempre più. Abbiamo trasformato l'analisi del calcio in non è manco spatolo, scusate, avanti spettacolo, la stanchezza. E la classifica guida è bruttina perché il Napoli non ha più partite dove la può migliorare, la può solo conservare. L'Inter già dalla prossima partita la può migliorare ed è il Monza e c'è anche il Bologna. Vogliamo dire che il Napoli riesce a fare 8 vittorie e 3 pareggi, quindi l'Inter deve fare almeno 4 pareggi. Io dico che questi discorsi non valgono nulla perché la Champions League, non la Champions League, il calendario facile, lì tra l'altro le squadre diventano più forti giocando sempre partite ad alti livelli, non dire io questa mi trovo l'alibi perché C'è della live in questo supporto. Un saluto al volo dal Tore Falanga che è in Islanda, che ci sta mandando tutte le cose bellissime di là. Ho capito che Kvara è scarso, che Elmas è sopravvalutato e occuperemo Castelvolturno con la bandierina in stile risico. Kamchatka. Chiudo le prossime 5 partite, se ricordo bene, tranne l'Atalanta, che non è la prossima, ma fra 2 domeniche sempre calcisticamente parlando, perché giocherà il sabato per gli anticipi della Champions l'Inter, affronta 4 squadre nella parte bassissima della classifica, cioè Parma, e il Napoli affronterà Fiorentina, Venezia, Milan e Bologna. Vi dico solo l'ultima cosa, poi lascio spazio agli ospiti, alle domande, eccetera. Negli ultime 16 partite, Valerio, 16, non ne prendo una, il Napoli aveva battuto l'Inter solo 2 volte, Carletto, Ancelotti e Spalletti quando l'Inter ormai era qualificata per la Champions, aveva la finale di Coppa Italia e schierò 10 riserve su 11. 2 vittorie sulle ultime 16. È chiaro che si parte sempre dallo 0-0, eccetera. Però è anche importante vedere se tu incominci a avere un'attitudine, come è sviluppato con la Juventus, o meno a battere gli avversari. Attenzione, negli ultime 5 sfide la Fiorentina ci ha battuto 3 volte, abbiamo fatto 3 vittorie per loro e 2 per noi. Speriamo di mantenere questa simmetria, 1 e 1. Però prudenza, non è che mo qualcuno si dice no, cioè, lo storico, ma le ultime 7 partite le vince tu. Sì, esatto. con l'Empoli, e col Milan anche peggio, perché noi col Milan non lo battiamo da 6 turni del nostro campionato, cioè negli ultimi 5 partite abbiamo perse 3 e pareggiate 2 in casa. E se ben ricordi, spesso diceva no, tanto questo è un Milan scarso, questo è un Milan scarso. Prudenza. Sabato l'Inter gioca prima di noi. Io non sono quello che gufa, non gufa, no. Vediamo quello che succede. Mettiamo il caso che l'Inter vinca. Tu hai la pressione che hai vinto e sei rimasto a un punto, non hai fatto nulla. Napoli non la sta reggendo questa pressione perché nel momento cruciale della stagione dove poteva dare il colpo di grazia si è impiantato. L'infortunato però si è impiantato. Nella partita in casa dove poteva ritornare padrone del suo destino abbiamo fatto bene 0xg eccetera, però tu non hai battuto. Non credere che questo pareggio a Milano sia stato visto come una cosa negativa, una sconfitta eccetera. È molto importante per loro aver mantenuto il vantaggio a parte che giocheranno sempre prima di noi, il vantaggio di avere quel pareggio in più. Però diciamo qua non è una frase fatta, ma dobbiamo ragionare, non dico partita per partita, nelle prossime 3 partite. Però l'attitudine alla vittoria si costruisce con l'attitudine alla vittoria, diciamo, non con la scusa, tu esci dalle coppe, adesso però sei uscito, puoi rilanciarti per il campionato. Dobbiamo dire che alla fine noi non giochiamo le coppe, gli altri giocano le coppe e cubano punti, e quindi noi non giocando le coppe non siamo riusciti ad avere tutto quel vantaggio che ti dovrebbe dare non giocare le coppe, ma noi l'abbiamo analizzato più volte in maniera anche abbastanza stucchevole, che è un po' una stupidaggine questa leggenda metropolitana. Basso, finito. Esatto.
Do il benvenuto in live a Giampiero, Daniele e Valentina. Ciao Giampiero, se vuoi partire con una considerazione, una domanda, un saluto, tutto quello che vuoi. Siete troppo competenti per me, non posso chiedervi qualcosa. Comunque io ti seguo sempre, Valerio, quindi mi sento Ti due ringrazio. volte adesso, non so come devo fare. Ah, c'hai il ritorno? Sì. A volte si risolve con le cuffiette. Ah, ok. Però no, ti ringrazio. Ti ringrazio. Daniele era andato offline. Valentina, stai seguendo la Roma? Sì, sto ancora, c'ho l'occhio Ah, l'occhio dice, strabico. strabico, Sono finita in un multiverso dove c'è il romanista che è contentissimo di Celic, io non so che sta succedendo. Ah, oggi assist quindi. Sì, penso che l'abbia fatto lui perché il gol in realtà non l'ho visto in diretta, ma Ok. cioè, ultimamente sta facendo buone prestazioni, quindi un mese fa, capito, non l'avrebbe mai detto, il famoso giocatore scarso che gioca bene. Quindi... Questo è un altro piccolo nuova introduzione che ci può tornare comoda. Anche Peppino Di Palma. Vale, ci sono multiversi dove Gene Hackman ha fatto Hannibal Lecter, quindi non stupirti di nulla. Veramente? Ma veramente? Sì, sì, è stato... È un po' di rispetto. È stato detto. In realtà, però, sai che quell'errore mi permette di darvi una curiosità. Ma lì è stato come un caso che Gene Hackman fu contattato per dirigere il film Il silenzio degli innocenti, non per recitare nella parte di Hannibal Lecter. Quindi una connessione c'era. Sì, credo che è stato casuale dell'errore. Lui lo trovò disturbante come film e la regia poi è andata a Jonathan Demme, chiusa questa parentesi. Quindi Vale, vai con i multiversi perché tanto si dice... Sì, no, ma tanto è divertente stare nei multiversi, Vale tutto. Espulso Rovella, lo segnaliamo perché succede al 77esimo, di conseguenza è un numero che ritorna sempre. Do il benvenuto anche al Navajo. Buonasera a tutti voi. Buonasera anche a te. Il Checco Azzurro che ci saluta in chat. Angela chiede a Guido: tu ci credi anche stando a quello che ha detto il mister, ovvero se i ragazzi lo vogliono fare? Guido, ritornando a quella alla intervista post Inter di Conte, mi è sembrato ancora ritornava sulla sconfitta di Como, come a dire quella roba là non la voglio vedere più. Però già avevi perso 2 punti con l'Udine, stai proprio al margine, Valerio, stai proprio che nel senso non puoi sbagliare nulla, ma proprio nulla, che dai, ti vuoi concedere 2 pareggi e sperare che l'Inter cali. Non voglio darvi né false speranze né dire, non è questione di essere pessimisti o ottimisti, lo vedo che siamo molto al limite, anche perché comunque a tutt'oggi, Valerio, il giocatore del Napoli che ha più tiri in porta, più tiri fuori dallo specchio, più dribbling, insomma non vi faccio tutto l'elenco delle azioni offensive, e Kvicha Kvaratskhelia, il che non ha senso perché ha saltato 10 partite del Napoli, il che significa che Houston abbiamo un problema, perché se il giocatore che produce più azioni, comunque quelle, è un giocatore che ha saltato 1/3 della stagione ed ha parecchie partite che non è più nella tua formazione, nel tuo roster, per citare i miei amati Lakers, grande LeBron che ha superato 50.000 punti. E ci hanno pure detto che stava giocando malissimo, quindi non mi trovo. No, ma noi siamo un canale che è una perla nell'universo, non entriamo in polemiche, in parolacce, in insulti a nessuno, facessero quello che vogliono, d'altronde si fanno ragionamenti dove Lukaku non è arrivato e noi la partita chiave, la partita col Parma, io poi ho una memoria abbastanza che fa schifo, pare, invece no, però io ricordo che entrò Lukaku e fece l'1-1, cioè, quindi di che cosa dobbiamo parlare? Vale? Cioè, non confondiamo Io poi alcune partite me le devo ricordare perché magari non le ho viste a casa nello studietto, quella là di Parma io me la ricordo perché poi non puoi ero a suonare. Questo ci sta, ma pure io figuro si possono fare gli errori, però se tu stai facendo tutto un ragionamento e fondi questo ragionamento su qualcosa che non è esistita
è pericoloso, perché finché tu dici Guido non ti ricordi chi ha diretto Schindler List, ci può stare, lo so che l'ha fatto Spielberg, lo doveva fare Polanski, che aveva preso la sceneggiatura da Billy Wilde che non è mai riuscito a realizzare. Vabbè, questo no. Quindi insomma è dura, Valentino, è dura è dura, diciamo, se dovesse risultare, cioè la mia preoccupazione è che il Napoli fa 81 punti, che è un ottimo risultato, e all'Inter ne bastano 84, il che poi ti girano le scatole, perché dici ADL, cioè bastava lasciare, non comprare l'ira di Dio, top player, Garnacho, no, lasciare la squadra come stava, anche con Kvara, ma lasciare il centrocampo come sta, prendere un difensore, lì ti girerebbero scatole, quindi non godiamoci il percorso, godiamoci la crescita, però veramente tu hai una sola finestrella piccola e lì devi far passare la freccia, altro che Odisseo Ulisco nell'Odissea. Come il gol di Adeyemi di ieri, che è passato proprio, è una cosa pazzesca. Però ci sono tanti ospiti, vale. Puoi parlare loro, ci sono tanti ospiti. Volevo fare una domanda. Vai. Allora, secondo voi il Napoli a gennaio non ha investito bene sul mercato per incompetenze e poca esperienza di Manna, o perché la società ha preferito non buttare i soldi per poi investirli bene a Questa è la domanda delle domande, Giampiero, perché io voglio rimanere col dubbio, però Manna secondo me è andata così. Poi Guido, voglio anche la tua. È stato dato mandato di farlo l'acquisto, però ha detto senza andare oltre certi parametri, cioè senza spendere tutto il budget, perché alcuni profili potevano convincere ma non fino in fondo. E quindi l'errore è stato, secondo me, da parte di Manna, andare appresso a dei profili che non erano poi effettivamente fattibili, perché ti chiedevano più di quello che tu effettivamente li hai valutati, e poi ti sei ritrovato incartato perché era finito il tempo. Per me così è andato, cioè la volontà di sostituirlo c'era, ma senza andare oltre, cioè senza fare l'acquisto vero che deve sostituire Kvara già adesso, secondo me. Ma perché Qui comunque le altre società sapevano che avevamo almeno che avevi i soldi sicuramente, e per questo poi la Fiorentina per esempio ti spara, ma perché a gennaio sparano, siamo noi che abbiamo fatto lo sconto a gennaio, e a gennaio sparano tutti più alto. Allora, cercando di essere bene, secondo me la domanda è molto importante, perché ieri, oggi e domani, perché ci può far capire anche delle cose che possono succedere o possono migliorare, quindi complimenti, posto anche con molta calma, complimenti. È un'impressione, io non mi occupo di mercato, cioè applico la logica anche in questa. Avete visto che il fatto di Meret, Anghissà, e io lo voglio il rinnovo di Anghissà, attenzione, quindi nessuno se ne uscisse, ma la Guria, però tra l'altro non è logico che se tu una cosa l'hai fatta non l'annunci, soprattutto nel mondo del calcio, cioè proprio non c'è una logica contrattuale, chiusa questa parentesi. Prova a applicare logica e buonsenso. Io credo che Manna sia un ragazzo molto preparato e educato, ma è un peso piuma in un mondo di squali. Io non sono quello di dire incompetente, l'ho bocciato, ho detto vuoi uno giovane, io avrei voluto un allenatore giovane e un direttore sportivo tosto, squalo, eccetera. Va bene, e il mio direttore sportivo me lo difendo. È giovane, lo valuto i primi 3 anni e poi i primi 5, quindi gli do non il beneficio del dubbio, gli do il tempo di poter maturare, però credo che sia un peso piuma. E lì lo vedi che con un altro direttore sportivo, un ex Marotta, adesso è diventato presidente ovviamente dell'Inter, tu determinati giocherelli non te li permetti, perché non ti bruci la carriera, però ci sono tutta una serie di alchimia nel mondo del calcio. Queste cose a noi sono successe quando Bigon era un po' più giovane, e noi facciamo tutti gli elenchi delle porte in faccia che abbiamo preso. Quindi questa può essere una prima cosa, nel senso che ha pagato non solo il fatto di essere ancora inesperto, e non è una critica, è un fatto oggettivo, l'ha detto tra l'altro anche Conte di lui, ma proprio di essere un peso ancora più, ma deve essere uno squalo affamato col sangue. La seconda è solo una ipotesi, la mia attenzione, è che comunque tu non hai avuto dietro una società che ha detto io questo vado, me lo prendo con una forza incredibile, non parlo solo di soldi, perché, e chiudo Valerio,
C'è un ragionamento che a me non piace e vi racconto questo aneddoto perché ho saputo che è piaciuto a Giovanni, quindi ve lo rendo partecipe e finisco. Che verrà per molte cose in futuro del mondo del calcio del canale di Valerio. Mio padre è un rompiscatole con la famiglia, eccetera, però per quelle persone serissime, mai preso un caffè in tutta la sua vita, diciamo, fuori da casa. No? Una volta mi chiede di accompagnarlo da una parte per lavoro e c'era questo imprenditore, ho quasi finito, sai quei tipi che vedi quelle trasmissioni destrorse, cioè piove, governo là, non si può fare nulla, non si può fare nulla, non si può fare niente, insomma, mio padre è una sfinge. Zeman in confronto Kate Richard a Ferragosto, un concerto e spiagge. Ce ne stavamo andando e questo pensava di aver intortato mio papà e lui, tipo il tenente Colombo, si gira e disse questa frase: beh, vero, non si può lavorare, non potete fare niente, eccetera. Però io non capisco, se un imprenditore non può fare 100 per la sicurezza, perché l'alternativa è 0? Perché da 0 a 100 ci sono 99 numeri. Allora io mi domando, nessuno pretende di prendere Messi e Ronaldo giovani a 25 anni, ma da Messi e Ronaldo a Mazzocchi ci sono tante fasce di calciatori. Perché al Napoli l'alternativa è 0? Questa è la domanda che io mi pongo, che è di buon senso, e che secondo me è la chiave di lettura per vedere il futuro. Ok, questo, perché poi no, non si poteva, no, poi li abbiamo presi per il collo, ha fatto bene il presidente, manco avessi risparmiato soldi tu, no? Però un Callejon che noi prendemmo a 10 milioni, no? Anche Kvicia abbiamo preso a 10 milioni, tu non devi per forza prendere i giocatori da 70, Salah, fuori classe, da 50, un buon gioco. Non mi dite che nel mondo non ci sia un terzino di talento, perché da 0 a 100 non esiste solo 100. E ho finito. Bene, allora io do la parola, faccio entrare anche Daniele, faccio entrare anche Fabio, se questa live non crolla adesso, non crolla più. Ma ci blocchiamo tutti in massa. Bellissimo. Navajo, se avevi una parola, un intervento o anche poi... Volevo chiedere una cosa, però inerente alla partita di domenica, ovviamente. Sì. Tu che faresti? Faresti rigiocare di nuovo Gilmour e Lobotka? Io lo spero. Sì, io partirei qua. Io addirittura ti direi, se Okafor è in grado di partire, io partirei addirittura con Okafor. Okafor, posso dire una cosa? Io ho molte speranze. Sì, il problema è che non so quanti minuti c'ha, quindi se Conte ragiona che quelli che non hanno tutto il minutaggio li fa entrare dopo, allora lo vediamo comunque entrare dopo. Secondo me lo sta facendo recuperare, non lo vedi? Già si vede comunque. Da come è venuto adesso. Sicuramente è chiaro che si sta mettendo al passo. Io ho il sospetto che si ricomincerà, che si rifarà la stessa partita che si è fatto con l'Inter, cioè un 4-3-3 disallineato, asimmetrico, vale a dire Asimmetrico. Mannaggia. Sì, e qui non dai punti di riferimento perché la Fiorentina pure potrebbe stare col 3-5-2, quindi sappiamo come in teoria affrontare un 3-5-2, che poi quella dell'Inter era pure là camuffato perché era un bacello, quindi si potrebbe partire così. Ci divertiamo. Vale, possiamo dire una cosa di campo sulla stagione del Napoli? Non guardiamo però il risultato, no? Ci sono delle rigidità che Conte ha confermato, no? Il fatto che giocano più o meno sempre gli stessi, che lui si fida di certi giocatori, ci mette del tempo, eccetera, eccetera. Il Napoli quest'anno è una creatura che potrebbe diventare splendida. Fortunatamente non è mai stato un Frankenstein, cioè un mostro preso assemblato male. È un Napoli incompleto, perché poi per giocare come avrebbe voluto giocare Conte non ha i giocatori che Conte vorrebbe, non parlo solo di classe eccetera. Lui l'ha capito ben presto, non ci abbiamo messo 15 partite e nonostante avesse distrutto in maniera chiara e inequivocabile il 4-3-3, ma proprio Conte 4-3, decimo posto. Sì. Non fa giri di parole, filosofia, cioè l'ha proprio distrutto, basta, cioè ce l'ha detto 50 volte, non lo capite, è tornato sui passi, testimoniando intelligenza,
Però dobbiamo dire che se c'è questa rigidità, che poi maggiore utilizzo di alcuni giocatori, qualche minuto in più forse ci avrebbe fatto comodo, eccetera, eccetera. Però il Napoli ha incominciato un po' a cambiare pelle. Tornando alla domanda che ci hanno fatto, è vero, perché ci sono delle cose che con il 3-5-2, che poi non era proprio un 3-5-2, noi abbiamo visto simmetrico, un po' paghi, i primi 20 minuti li abbiamo un po' pagati con l'Inter che ci ha fatto girare al vuoto, ha fatto vedere anche il grande Bacconi in alcune partite, alcuni meccanismi difensivi non sono stati così precisi come nel 4-7, però stiamo diventando un po' più versatili. Il doppio play ha funzionato e può funzionare in doppio play o comunque affiancare Lobotka, quindi è un Napoli che non è ancora completo, forse non ha tutti i giocatori per giocare col modulo che dice che il sistema di gioco quello è, però almeno non è affondato come il Titanic, e in questo dobbiamo dare merito a Conte e anche i ragazzi che hanno lavorato in settimana. Non è proprio più camaleonte rispetto ad altre squadre, però nonostante queste difficoltà e nonostante poi le difficoltà di un mercato che l'ha indebolito, degli infortuni tutti su una fascia, cioè ci siamo impiantati ai 4 punti in 5 partite, non bene. Però quello è il risultato, ho detto non ci facciamo fregare sul risultato, però questo aspetto è interessante perché da Conte uno non se l'aspettava di avere questa versatilità, tra l'altro così spinta, così tanta difficoltà nella stagione, ha dovuto cambiare troppe volte e questo lo paghi. Qualche volta tu l'hai preso anche perché vedi con la Roma, lui l'ha detto, tra l'altro l'abbiamo studiato, l'abbiamo ristudiato, l'hanno fatto uguale 4 giorni fa, però certe cose le paghi perché gli automatismi, Sarri in questo era maniacale, non ti faceva andare a casa se dopo 100 volte raccontano leggende, proprio al centimetro misurava la famosa linea. Nel frattempo, espulsione, doppia espulsione. Allora, fermi tutti. Espulsione per Rovella, espulsione per Gigot, quindi Lazio sotto di 2 uomini, ferma sull'1-1, mentre Roma Athletic è stato espulso tale Alvarez nell'Athletic e ha segnato al 93esimo Shomurodov e non Shomorudov come ogni tanto l'ho chiamato. Comunque è leggendario Fabio Ranieri, Ranieri veramente. Allora, il normalizzatore, io ho trovato una GIF, io la girerò a una cosa che voglio utilizzare per Conte, però me la sto mantenendo. È qualcosa di bellissimo, ve la descrivo perché tanto siamo tra di noi. È un orso che sta camminando tranquillamente su una strada e c'è un cono, sai, i coni delle costruzioni, della construction, che sta sul lato della strada. L'orso prende, aggiusta il cono e poi continua a camminare. Io voglio fare questa GIF con il cono e il Napoli dell'anno scorso. No, arriva Conte, aggiusta, però non voglio utilizzare che poi continua a camminare e se ne va. Quindi quella GIF resta per Ranieri, nel senso che Ranieri arriva, aggiusta il cono e poi continua perché va a fare il dirigente, perché poi non sappiamo l'anno prossimo che tipo di strada prende la Roma, con quale allenatore, perché quello che ci hanno fatto capire è che Ranieri poi resta in dirigenza e sceglie lui, ben diversa dalla scelta di Mazzarri, se mi permettete. Beh, ma è un percorso che va avanti negli ultimi anni, perché io dissi al Vate che secondo me l'uomo giusto era da prendere Ranieri, lui si era bollito, e prendemmo Gattuso. La Sampdoria, non mi ricordo se era ultimo o penultimo, proprio stava inguaiatissimo in classifica, prese Ranieri, la salvò, ma stava veramente male, non solo come punteggio. L'anno dopo si salvò proprio con grande scioltezza e lui, nonostante avesse un contratto, disse che comunque questa società non gli dava garanzie. Qualcuno l'accusò, si è visto che fine ha fatto la società della Sampdoria. Lui è rimasto a casa, pur avendo il contratto, ha preso un Cagliari che era nelle ultime posizioni della classifica, lui legatissimo a Cagliari, ha fatto i playoff col Bari, è andato in Serie A. Nei prime partite aveva tutti i scontri con le big, le ha perse, ha rassegnato le dimissioni, la squadra ha detto ma state impazzendo, non è lui il problema, ha salvato il Cagliari, si è ritirato, è andato a prendere Roma. Cioè il crescendo di questa carriera non è solo la stagione con la Roma che è interessante, che non conosce, perché poi queste frasi, conosci l'ambiente, però devi portare i risultati, quindi è un finale di carriera secondo me impressionante. Sportivamente ti facciamo i complimenti. Io lo so che era difficilissimo battere la Roma e infatti
mantenere la classifica quindi in quel momento con quella Roma, a parte che ti dava entusiasmo e non ti ha creato quella crepa che tu ti sei sentito meno invulnerabile. Lo so che era difficilissimo, ma quella è il bivio importante della stagione, e sta facendo una stagione, cioè poteva essere una stagione disastrosa come quella del Napoli, di tutto rispetto, perché comunque la Coppa se la giocherà. Nel campionato hanno fatto poco più di 20 punti il girone andata, quindi non puoi far nulla, e nel girone di ritorno nulla, Roma ha 20 punti, è la prima in classifica. Isaksen segna per la Lazio, una Lazio sotto di 2 uomini, ha segnato al 99esimo, una cosa incredibile, assist di Guendouzi. Isaksen, se giocasse sempre con di noi sarebbe capocannoniere, maledetto. No, ma veramente è come se l'avessimo sbloccato, anche perché ha vinto. Ah, fantastico. È una cosa pazzesca, stanno ancora giocando, perché immagino che grande recupero viste le espulsioni eccetera eccetera, e Viktoria Pilsen ce lo ricordiamo, e per altri motivi. Tra l'altro mi hanno descritto 2 entrate killer proprio della Lazio, tra Rovella e Gigo. Sì, perché stanno sapete, nervosi. i cartellini 9 mesi esistono. I cartellini, Valerio, esistono. Sì, se si posso. Sì. Ma dipende che maglietta c'hai però. L'Europa. No, guarda, io ho fatto uno studio segreto in queste settimane, molto complesso, che però non voglio regalare a chi cannibalizza il canale, perché poi tu devi vedere dove sta andando il campionato. Vi dico solo un dato, uno solo, il più, da quello con cui sono partito, perché poi i regali non se ne fanno più. Noi abbiamo visto tante partite, no? Quest'anno del Napoli, tutte. Una delle chiavi di lettura è che ci siamo lamentati, non stiamo parlando da tifosi, che mancavano dei cartellini, no? Ho detto, qua manca una munizione. Ecco, ti dico che a questo punto della stagione sono stati fischiati 6.774 falli. L'anno scorso, alla fine del campionato, Tu sei pazzo, Guido. Cioè, nel senso buono del termine. No, ma lo so, ma me lo dice chi mi ama. Vabbè, ma c'è chi dice che... Vabbè, lasciamo perdere, se no si capisce. L'anno scorso ne furono fischiati 9.157. Se noi dovessimo mantenere questo rapporto, veramente possono adesso crollare, finiremo la stagione con 9.500 falli. Quindi, nonostante a inizio stagione uno degli imperativi che hanno dato agli arbitri è di arbitrare alla cosetta in inglese, e noi sentiamo che ma no, è giusto che si sta arbitrando così, poi c'è metodo di giudizio, non ha dato questo, quindi diciamo, se uno sente le telecronache delle partite è confermata questa indicazione che è stata data dagli arbitri di sorvolare su dei contattini, e in realtà si sta fischiando di più, perché in realtà si spezza di più il gioco. L'anno scorso furono commutati 1.638 cartellini tra rossi, gialli e doppi gialli. Se noi dovessimo mantenere la proiezione dell'anno scorso, avremmo 1.450 errotti. Cioè, se noi manteniamo l'attuale, scusate, come si chiama, arriveremo a 1.450 errotti. Se avessimo la proporzione dell'anno scorso, andremo a quasi 1.800. Quindi stiamo fischiando più falli, ma si stanno commutando meno sanzioni disciplinari, molte meno in proporzione, attenzione, non a livello assoluto, cioè il rapporto non è più di 1-6, ma è rispetto all'anno scorso, quindi più falli. E da questa base io ho cominciato a fare uno studio segretissimo che forse un giorno poi vi mostreremo, perché siccome rompe un po' le scatole che poi ti trovi, fortunatamente ci sta Fabio, Giovanni, Valerio che mi avvisano, qua hanno detto e basta. Quindi per oggi accontentatevi di questa cosa qua. Quindi l'impressione che a volte dice qua manca un giallo, qua là, non è solo perché poi tu puoi avere un'impressione dettata dal tifo, dall'emozione, dal fatto che sei un cretino, che vedi distrattamente le pressioni. Ecco, l'impressione a me non basta, devo andare a vedere se poi questa impressione trova corrispondenza con i numeri. Sì, trova corrispondenza con i numeri. È corroborata, come si dice. Voglio segnalare quello che mi dice Alberto. Amici Benini, sono felice di condividere con voi che domani a Napoli Centro, più nello specifico nel borgo di Sant'Antonio, vicino Porta Capuana, nasce un nuovo centro culturale per bambini e ragazzi che si chiama Obu.
Siamo aperti da domani alle 16:30, lo segnalo con grande gioia. Alberto, complimenti, facci sapere, facci avere delle foto, delle cose. Noi condividiamo tutte le iniziative che promuovono una Napoli attiva, quindi molto molto bene. E ragazzi, io se non avete altre domande andrei a fare le cose che devo fare, anche perché le partite sono finite, la Fiorentina l'abbiamo analizzata. Peppino, io ti vedo ancora, ma non ti vedo. Non ti ho fatto. Hai Mi qualcosa senti? da dire? Sì, ti sento. Sì, si era bloccato un attimo il browser. Alcuni stanno avendo problemi, anche Daniele, lo stesso Fabio, Mm. però già fa, un macino. Non lo so che è successo, ho comprato sta cam nuova, la devo ancora studiare. Ti ho visto, poi sei saltato, poi è saltato, non ho capito. Sto sbagliando a 3 ore. Peppe, Anch'io faccio un saluto a Peppe, un saluto a te, un saluto a grazie. Tito, ovviamente. E un saluto a tutti gli amici della chat, vi voglio bene a tutti. Ciao, Grazie ragazzi. amico mio, a presto. Grazie sempre, Forza Napoli sempre. Peppe, noi con te lo so che non è bellissimo, ma oltre a parlare di numeri, di cose, spesso parliamo degli infortuni, perché tu, insomma, da personal trainer hai una mezza idea dei recuperi, insomma, tra Neres, chi potrebbe arrivare, perché mi chiedevano prima se Neres almeno verso il Venezia possiamo avere una speranza. Allora, io mi affiderei al bollettino ufficiale, sinceramente. Che non ce li danno più. Quello è il problema. Allora, diciamo che non sarei così pessimista sul ritorno di Neres, perché non mi sembra, se non ricordo male, di aver letto lesioni o quant'altro. Se non mi sbaglio c'è stato qualcosa di leggero, Sì. però non vorrei sbagliarmi. Purtroppo continuo ad avere il mio pensiero che, ecco, il fatto di una partita a settimana. Io in questi giorni ho visto l'intervista che hanno fatto a Matteo Olivera. Sì. E l'intervistatore gli ha chiesto sugli allenamenti di Mister Conte. Olivera ha confermato quello che molti dicevano di Conte, gli allenamenti che praticamente sono più intensi della partita. Esatto. Quindi cosa andiamo a capire? Che una partita a settimana con Conte non significa niente, perché queste non è che ce l'ha portati spremuti, però ovviamente se tu dai sempre gas e pigi sull'acceleratore, arrivato a un certo punto, problemi ce ne sono, e infatti la maggior parte sono tutti problemi muscolari, soprattutto distrazioni, quindi quando il muscolo non ce la fa più a mantenere il movimento meccanico, e si spezzano. Quindi, a maggior ragione, perdi pezzi a gennaio, il problema è che devi avere con Conte una rosa, non dico lunga, ma perlomeno le coppie. Chiaro, Questo e è- oltretutto si ritorna anche al discorso dello storico dei singoli calciatori, perché qualcuno può essere più propenso e qualcuno no, e quindi giocatori che non sono abituati, oltre ai ritmi di Conte, anche a giocarle tutte, vedi Politano, poi anche lui portarlo a rischiare. Guarda, ma tu Molto interessante. ti ricordi al ritiro che mi è rimasta impressa questa immagine che a sessione non di allenamento, ma alla fine della prima parte Rafa Marina era a terra crollato, collassato. Il più giovane, tra l'altro, che Io cavolo, penso che la stagione prima di Rafa Marina a Napoli sia finita là. Cioè, allora, io anche per questo penso che Conte, il famoso progetto, io ho i forti dubbi che superi il secondo anno, perché proprio mi sembra che non ci sia connessione tra dirigenza, area tecnica e staff tecnico, cioè è come se non si comunicassero. Cioè, come dici tu, lo storico dei giocatori, penso che sia un qualcosa che nel database di un direttore sportivo, se hai un certo tipo di allenatore, lo devi tenere presente. E anche per Vero. questo, se vediamo secondi, per me è tutto oro colato. Io proprio sto come Ozze, sto proprio sereno, cioè, fin quando stiamo in Champions sto sereno, perché quello che ci ha portato Conte dopo un 10° posto me lo prendo, il di più non glielo posso più chiedere, non me la prendo manco più che i calciatori. Cioè, vedo McTominay che a fine partita boccheggia, che gli posso dire?
Vale, due cose rapide, Sì. su un argomento invece complessissimo, però è interessante. Tu sai che ci sono, a parte che il calcio ogni tanto è bugia, poi ci sono tantissime leggende metropolitane anche molto noiose, però a volte ci sono dei racconti veri, no? Di ex giocatori tipo di Zeman, che hanno fatto sia Zeman che Conte, che hanno spiegato come sono totalmente diversi i due allenamenti ed entrambi insomma non sono stati proprio male. Poi tra l'altro il calcio di Zeman è molto spettacolare, molto votato all'attacco, cioè. E questo è proprio, come dicevi tu, che è un fatto di intensità, è totalmente diverso come allenamento. Poi ci sono altre due questioni, a parte quel che ogni tanto De Laurentiis se le chiama, cioè non hanno voluto investire in quel settore, lì si fanno mai tutti i giocatori. Vabbè, che ragazzi non sottovalutate la partita. Cioè durante la partita tu a volte prendi dei microfalli, dei microtraumi, che non è che li stramazzi o ti rompi, ci mancherebbe, però ti causano alla lunga, è capitato, cioè anche qui un'ampia letteratura, quando uno va a leggere e dice quello io me lo sono portato avanti, quello mi ha portato a camminare e poi mi sono infortunato. Quindi cioè, non è uno sport statico che stai a giocare sulla PlayStation, quindi ci sono tantissimi fattori. L'ultima cosa che volevo dire, perché è stato nominato Okafor, ci sono tanti fattori nella vita, quello psicologico, c'è chi ha qualcosa di più dentro di sé, chi ha bisogno di essere trascinato. C'è stata, io non amo gli assoluti, lo dicono i SIT, il Vate, i politici, quella che è stata nominata la trade più clamorosa della storia dell'NBA, diciamo, comunque è stata clamorosa, è quella di Luka Doncic ai Lakers. Che è successo, amiche e amici? È successo quello che noi vediamo nel Napoli, che non vorremmo vedere nel Napoli, che i Dallas hanno passato settimane a insultare la loro ex stella, che non si allena, ingrassa, beve, fa bella vita, non difende, eccetera, eccetera. E effettivamente era fuori forma, era infortunato, le prime partite un po' zoppicato, eccetera. Dallas va a giocare a Los Angeles, alla Crypto.com, adesso si chiama così, e non più Staples Center, e fa tripla doppia. Prima della partita i Lakers hanno, perché poi lo scambio è stato con Anthony Davis, andato ai Dallas, sul famoso cubo le immagini, alcune delle immagini delle giocate più spettacolari di Anthony Davis. Ovviamente gesto che è stato apprezzato dallo stesso LeBron, perché ha detto noi abbiamo vinto il titolo anche grazie a lui. A omaggiare una tua ex stella, anche se è andato ai rivali, eccetera. I rivali hanno insultato Luka Doncic, che insomma gli ha fatto tripla doppia e sta giocando, ancora non è perfettamente in forma, ma tu chi hai come punto di riferimento? Un giocatore che a 41 anni fa una vita da Monaco e schiaccia in testa i ragazzini, quindi ha detto o ti metti con la testa a posto e ti allinei a degli standard professionali di altissimo livello, cioè, questa immagine può sembrare vanese, chiuso il mio discorso, no, di Okafor, o ti allinei di standard di Conte, può essere uno stimolo tremendo. È chiaro che è arrivato fuori forma, l'errore non è tanto il giocatore che hai preso, visto che dovevi prenderlo, prendilo il 1° gennaio e così si fa tutto gennaio di allenamento, non te lo prendere a fine febbraio, l'ultimo giorno di mercato, come quando quello è l'errore gravissimo, perché hai bruciato un altro mese, se proprio non devi prendere una top star. Però può essere uno stimolo, cioè avere un certo tipo di allenatore, un certo tipo di staff e anche a volte di compagni, pensiamo di Lorenzo, eccetera, dice sapete che io voglio dimostrare a me stesso, a me, a chi mi insultava, che invece io vi faccio ricredere. Questo succede nello sport, lo abbiamo appena visto in un altro sport. Era dato come un giocatore più dedico alle mangiate e alle bevute, insomma i Lakers adesso sono secondi nella classifica della Western Conference. Ho finito. Grazie. Do il benvenuto a Luigi Bianchi, attore Falanga. Attore, permettimi di fare intervenire Luigi che aveva una domanda, poi dopo ti lascio spazio. Sì, no, ciao ragazzi, mi sentite bene? Sì. Ok. Sì, no, innanzitutto complimenti Valerio a te, a Guido e alla community che hai creato, perché tutte persone intelligenti e educate, a parte qualche eccezione, ma che conferma la regola, no? Grazie mille. E niente, poi insomma ti seguo spesso perché qui a Las Vegas non ci sono molti tifosi del Napoli con cui parlare, per cui è comunque è uno sfogo, no? Sì. È sempre bello, insomma. Poi abbiamo una cosa in comune, che siamo malati del Napoli, quindi diciamo, ci accomuna sempre questa cosa. No, volevo chiedere, non so se è una domanda, un'osservazione, se già l'avete parlato chiedo scusa in anticipo.
Cioè io ho visto le ultime prestazioni del Napoli, no? Ho visto una grandissima prestazione contro la Juventus, soprattutto il secondo tempo. Poi c'è stato il discorso del mercato, no? Che si parlava molto di mercato di gennaio, le delusioni, eccetera, eccetera, e delle prestazioni che sono andate sempre di più in calo. A quel punto ho pensato, no, mi viene da chiedermi se perché a causa del mercato c'era stato un calo di concentrazione, oppure se Conte avesse lasciato, ha mollato, e la squadra l'ha seguita, ha mollato anche la squadra, oppure se magari era un calo di fisico, diciamo, no? Diciamo fisiologico. Fino ad arrivare poi alla partita col Como, che è stato, diciamo, abbastanza disastrosa, no? Nel finale. È bello la particolarità perché riguardando proprio il calendario, Napoli-Juventus è 25 gennaio, poi Esatto. si apre il mercato e Esatto. partono le cose e si chiude con il 1° marzo, quindi si chiude con Napoli che chiude di nuovo bene. Esatto. Quindi è un'osservazione già molto molto brillante. Continua. E quindi a quel punto mi è venuto il dubbio, no? Cioè, se era il mercato oppure se era un calo fisiologico, fisico, che poi sarebbe poi ritornato, diciamo, alle prestazioni, diciamo, diciamo più elevate. E quindi cioè, ti assicuro che prima della partita con l'Inter io ero quasi sicuro che i giocatori avessero mollato, per un motivo, chi per un motivo, chi per un altro, incluso Conte. Poi ho visto questa prestazione dell'Inter che ha cambiato tutto, cioè, ho visto un secondo tempo, ho visto di nuovo il furore che ci hanno messo contro la Juventus. Cioè, ho visto queste due partite molto simili, Juventus e Inter. E allora ho detto, se c'è un calo fisico, è possibile che in 6 giorni tra la partita del Como e quella dell'Inter poi si riprendono tutti? E il secondo tempo fanno un secondo straordinario? Cioè non ho visto dei miglioramenti graduali, no? Ho visto proprio una netta di separazione, cioè disastroso a Como e con l'Inter un'altra squadra. Allora la domanda è questa, cioè è anche una preoccupazione. Il Napoli sta tornando ai livelli suoi che ci aveva abituato con la partita con la Juventus e poi con l'Inter, oppure le prestazioni del Napoli sono condizionate dall'avversario? E cioè, non so se mi sono No, spiegato. è chiaro. Io voglio integrare quello che è stata la tua considerazione. Ovviamente 25 gennaio è la fine poi di quello che è il mercato, cioè non è che l'inizia là. E poi quindi si assesta quella che deve essere la squadra e contemporaneamente poi ci sono quelle che dovevano essere i sostituti di Kvaraneres che poi viene meno per gli infortuni eccetera eccetera, quindi una serie di cose concatenate. Guido, come la vedi? La domanda è onesta, il problema è che nessuno, neanche loro, sapranno la risposta definitiva perché entrano tante componenti. Da un punto di vista emotivo, a prescindere da quello che ci hanno raccontato, ma a noi non interessa cosa ci raccontano gli altri, storie già lì, ragazzi, cioè perdere il giocatore più forte della Serie A, votato dalla Serie A, non da me, da Valerio, dice voi siete tifosi, che comunque si va a giocare la Champions, il campionato del mondo per club, quindi non è che ci va a giocare a fine mamma mia, è devastante e mandi un messaggio di debolezza a tutti gli avversari, tua debolezza. Sì, Guido, scusa, interrompo, è verissimo quello che dici, però è anche vero che dopo che Kvara è partito, il Napoli ha vinto a Bergamo con l'Atalanta e poi ha vinto con la Juventus senza Kvara. Sì, arrivavo, no? Sì. La squadra ha fatto uno sforzo enorme che è stato dato per scontato. No, ma io sono perfettamente d'accordo con te e io ve lo dicevo, ragazzi, qua si danno da tutto l'anno, si stanno dando per scontate le cose. Non è scontato vincere nello sport, anche se tu sei più forte. Hai vinto, hai dimostrato anche sul campo, mantenendo la concentrazione, il tuo maggior talento tecnico, di vincere. Però mai dare per scontato, mai nello sport. E noi abbiamo fatto quel gennaio dove tutte vittorie, poi Conte è stato votato l'allenatore del mese, Anghissà, un po' lo paghi perché comunque la coperta è corta. Gli infortuni, la debolezza, Conte più giovane, non dico del primo Conte della Juve, ma già un paio di anni dopo avrebbe sbottato in conferenza stampa, non ha sbottato, forse anche quello è stato un errore, nel senso che non si è sfogato come avrebbe fatto in passato, perché si vedeva che teneva dentro, cioè ha lanciato dei messaggi ed erano dei messaggi di resa. Con l'Inter, secondo me le partite sono totalmente diverse, quelle con l'Inter e con la Juve, perché l'Inter è molto più forte,
della Juve, è inutile dirlo, cioè proprio così. Però è venuta più inguaiata. Cioè tu nel secondo tempo, chiaro che il Napoli ha spinto, ha giocato bene, aveva i due centrocampi, i due difensori altissimi, cioè, però l'Inter sta in un calo non da poco, non riesce a avere quell'intensità, anche perché deve programmare una stagione dove spera, tra l'altro è favorita da una parte bassa del tabellone Champions League, che è sulla carta un po' meno pesante rispetto a quella alta, no? Diciamo, il mondiale del club. La Juve è meno forte tecnicamente, ma stava meno a terra fisicamente, quindi sono due partite diverse. Però secondo me sono tante componenti, la componente psicologica, la componente che tu hai dato uno sforzo vincendo un sacco di partite, 7, tra cui anche Fiorentina, no? Atalanta e Juventus sono degli scontri diretti importantissimi, vincendoli bene, cioè meritatamente, poi non è che li hai stravinti, però non puoi dire dai, tutto sommato il pareggio era giusto, sono i risultati che corrispondono a quello che è stata poi la partita, ma tu l'hai pagato. Qualche sbavatura, noi abbiamo arbitraggi che abbiamo un problema arbitraggio da anni, e vi faccio un esempio che non è questione come viene trattato, sapete che io affronto sempre da un punto di vista culturale l'aspetto arbitrale, e vi faccio solo questo esempio. C'era un netto fallo di Rachmani a favore dell'Inter. Non abbiamo nessuno. Giallo supera pure abbastanza presto, credo. No, non è quello. Io non dicevo. Qual è il problema, secondo me? Si può stare con un arbitro perché è lontano, perché noi lo vediamo, perché abbiamo la telecamera da dietro a filo dell'erba, ragazzi, l'arbitro non ha quella visuale, quindi tu puoi non vedere perché proprio fisicamente è difficile, o quando voi dice ma l'ha spinto, com'è che l'arbitro non l'ha visto? Ma grazie, il giocatore c'ha la mano nascosta, ti spinge, quindi sono delle cose che sono difficili da vedere. Io questo non sto giustificando, dice sei napoletano, no. Qual è la cosa che mi inquieta? Che ci sono delle cose che non devono essere interpretate, non puoi non vedere, la famosa bandierina spaccata in due dalle A, no? Lautaro va a protestare, si prende tutte le cose, l'arbitro si sta zitto, poi chiama lui e Di Lorenzo, no, e Lautaro dopo che si è chiamato è stato 2 minuti a dirgli di tutto. Ecco, quello è che mi inquieta, perché tu lì lo devi ammonire e gli devi anche parlare, io parlerei così, nel senso, calmati, gioca la partita, io arbitro, stai sereno, voi giocate la vostra partita, io arbitro e stai sereno, non roviniamo la partita. Dai un messaggio a tutti i giocatori: giocate, state sereni, ma io sono l'arbitro e voi siete i giocatori, state sereni, ma metti un palo, non confondi le cose, così invece diventi che noi arbitriamo e poi si vede. E infatti l'arbitraggio, io non mi soffermo, il rigore è stato veramente brutto, che ne dicono il Bate eccetera, e secondo me quella è stata la chiave di lettura, quando tu perdi il polso della situazione, perché lì tu devi mettere un palo, una diga, con buon senso, senza dirle alla prossima ti caccio, no, con buon senso, ti devi calmare, gioca la tua partita, stai sereno, io arbitro la mia partita e facciamo uscire una bella partita, ma lo devi ammonire, perché devi dimostrare che tu sei l'arbitro, calmo, e voi siete i giocatori, voi pensate a giocare. E lì invece è andato là. E noi abbiamo visto quest'anno situazioni veramente sclerotiche, purtroppo molto a sfavore, ma questo è un discorso molto complesso che un giorno affronteremo forse alla fine del campionato, però la narrazione è tutta stata fatta lì, rigore, non là. Tra l'altro Valerio, questa però te la devo dire, io voglio capire, ok, essere tifosi, per me essere tifosi non significherà mai essere un cretino nella vita, mai, non significa abbandonare il lume della ragione. Se io non do il rigore, si sviluppa l'azione, dopo 3 minuti l'Inter segna, io posso anche dire, però come si sarebbe sviluppata la partita se avesse segnato sul rigore, forse del 2-0, forse il Napoli si scopriva, eccetera. Io ho preso l'immagine, l'ho messa nel programma di montaggio, l'ho misurato. Dal momento in cui neanche si toccano McTominay, il giocatore dell'Inter, ancora la palla sta in aria, al momento in cui la palla il giocatore dell'Inter la toglie, quindi manco i 2 momenti precisi,
non passano nemmeno 4 secondi. Cioè. 2 secondi. Io vorrei capire, signor Inzaghi, qual è il problema? Avreste segnato 4 secondi prima. È la stessa identica azione. Il proseguo non è la palla va in fallo laterale, in fallo di fondo, passa la metà campo. Cioè, la palla esce dall'aria, è dell'Inter, primo contrasto, secondo contrasto, fallo dell'arbitro. Passano 3 secondi e 53 secondi. Cioè, manco 4. Di cosa stiamo parlando? Ok, essere tifosi, ma non essere cretini. Quindi, da un punto di sviluppo della partita, quell'episodio, che tra l'altro il VAR degli arbitri ha detto rigore, non è rigore, non mi ha detto che non è rigore, non mi interessa. Io sto prendendo dal punto di vista della logica di come è l'universo, causa ed effetto, non si sviluppa molti minuti prima e tu non puoi sapere come sarebbe andata la partita. Può darsi che l'Inter prima il Napoli faceva un'azione, doveva morire il giocatore, è la stessa azione. Anzi era meglio, facevi gol sul rigore, non c'era questa cosa che finalmente un mancino ha segnato al Maradona, se devo dire la verità, ma è 4 secondi dopo. Stiamo parlando di cose che non esistono, però si fa un sacco di muina su questi ragionamenti, rigore o non rigore, è la stessa, ha dato il vantaggio l'arbitro, c'è stato il secondo fallo e ha dato fallo. 4 secondi. Tra l'altro mi dai il modo anche di dire una cosa che non ho detto nelle varie analisi, è che il fallo di McTominay su Dumfries è lo stesso che fa Banda su Politano, è proprio identico che Politano lo anticipa e così, quindi non se so dai se quello sono dai stato anche chiaro, quello, sei stato chiarissimo, è la stessa azione. Aggiungo però, perché a questo punto ci troviamo parlando di quella cosa là, la mano che però sta in direzione così. Mi è arrivata un'immagine sul gruppo e ve la devo mimare perché così. Allora se la prossima volta che arriva un pallone spiovente io la prendo così. No, è perché anche con le mani, vi ricordate il Bagher a scuola si faceva così, con le mani così. Se io la prendo così e la stoppo con tutte e due le mani qua, che facciamo? La palla sarebbe andata comunque sul mio petto o sulla zona... Qua ti posso dare la risposta definitiva. Ok. E ve la do, ve l'ho già data varie volte, ma perché veramente è definitiva. Ed è semplicissimo, non si vuole fare. Se tu prendi lo sport professionistico più esasperato al mondo, che non è l'NBA, l'NFL, dove tra l'altro il titolo si disputa a finale secca, quindi veramente l'NFL, dove ci sono un sacco di falli, un gioco di contatti, il football americano, il down, tu potresti per una yard non concludere il down, cioè, ma per 1000 motivi si è sperato. 2 cose, la prima, mai nessuna squadra, da quando c'è il metodo nuovo del Super Bowl, ha vinto per 3 volte il titolo, che significa che è una competizione di altissimo livello, non ci possono essere dinastie, massimo 2 titoli, ma nessuna squadra ha fatto il tripit. Nell'NBA l'hanno fatto i Lakers e Chicago, negli anni 50 lo so i Boston, sono poi corretti. La cosa è che vengono costantemente comunicate le decisioni degli arbitri. Valerio, perché ti ho detto è definitiva? L'arbitro in campo ti dice fallo di mano involontario, punto. Finiscono tutte le trasmissioni dove tutti possono dirla a chiunque, alimentano un tifo becero, perché io non voglio essere mischiato a determinati colleghi e poi mettere in effetto un fonogramma finché fanno avanti spettacolo, la scenetta della porta eccetera, però lì tu hai un senso di responsabilità nella collettività di creare una relazione seria, pacata, colta eccetera. Io questo non amo, perché abbiamo un senso di responsabilità per il ruolo che svolgiamo, ma non mi interessa, cioè. Però se tu avessi la comunicazione, innanzitutto è lui che ha deciso quella chiamata, quindi non c'è possibilità che nelle trasmissioni e questo, no, perché vale l'intenzione. Hai finito, sei costretto a parlare di alto e di alto livello del calcio, ma non lo si è mai fatto. Allora Guido Gentile sta chiedendo al mondo di creare il motore a curvatura di Star Trek? No. Hai le stesse risorse umane, arbitri, tecnologiche, economiche, non devi fare niente, devi solo dirle. Non è che stiamo chiedendo di investire qualcosa che non esiste, soldi che non esistono, eccetera, eccetera. Cioè, avresti in questi anni cancellato tutto. L'errore ci può essere, ma avresti cancellato tutta la narrazione tossica, tutta la dietrologia e anche le arrampicate. Esattamente. Quindi se non si è fatto in tutti questi anni,
non avendo nessuna difficoltà a farlo e avendo un sistema che da 40 anni lo fa, non da uno, quindi c'hai anche il know-how, dici ma come se non basta copiarlo? Dici, ma allora sta funzionando? Sì. Chi l'ha chiesto? I proprietari delle franchigie. Lo tolsero, lo rimisero subito, non si torna più indietro. Quindi se non lo si è fatto mai in tutti questi anni, si procede, poi si torna indietro, si fa chiaro evidente errore, no ma così là, perché conviene al sistema, non ci prendiamo in giro, punto, perché se no non c'è giustificazione, ci sarebbero solo benefici, non ci sono elementi negativi a un sistema trasparente, se non che non conviene a determinate persone, perché mi devi trovare un sistema negativo di un sistema trasparente, che non significa che non è possibile più fare errori, ci possono essere, ma toglieresti tutta la monnezza di mezzo. È chiarissimo. Signori, io vi voglio salutare. Ho rimandato il link in chat perché c'era l'invito da parte di Tore e di Fabio di invitare qualcuno. Non ho letto, non ho seguito bene. Se qualcuno vuole venire proprio in extremis per confrontarsi con noi, nel frattempo però io saluto e ritrovo e saluto Valentina. Ciao Vale. La connessione è un po' ballerina, ragazzi, scusate. Ma sarà pure colpa mia perché sto programma io non lo capisco. No, figurati, penso fosse un problema mio. No, comunque, è il multiverso di Valentina. Esatto. No, però per concludere la questione arbitri, alla fine Guido, il punto è che cioè, non puoi manco più fidarti di dove stanno, perché è vero che l'arbitro valuta quello che valuta in campo, perché l'unica spiegazione pseudologica che mi sono riuscita a dare sul fallo di Dumfries è che quantomeno tu lo consideri un movimento consono, tra virgolette, ok? Se tu, diciamo, perché il pararsi. Esatto, perché poi i rigori che sono stati fischiati in quella giornata, tipo quello, mi sembra, contro l'Udinese o insomma quello contro il Lecce, non mi ricordo, e là stai tutto scomposto, posso pure capire. Però, per esempio, la gomitata in testa a McTominay, l'arbitro sta là. Sì, stai venendo a me. Stai venendo a me, nel senso che tu vedi, se lui ti dichiara in diretta una cosa, ovviamente questo mio sistema, che è un sistema logico, pagato, che migliorerebbe il gioco, avrebbe bisogno, secondo me, di 2 stagioni, ma dopo 2 stagioni tu non torni più indietro, sarebbe solo perché la prima stagione tu avresti tutte quella marmaglia che ovviamente remerebbe contro, perché però innanzitutto si creerebbe un cortocircuito, e qui vengo io a te, perché se Doveri dice fallo involontario, si ha toccato la palla di mano ma è involontario, e poi in un'altra partita comunque viene comunicato al pubblico ma è un'azione molto simile, poi ovviamente a fine mese tu puoi chiedere a un allenatore questi 2 falli sono stati valutati lì, comunque si è creato un sistema trasparente, però c'è stata una diversa valutazione spiegata, c'è la Rocchi, chi per sì, eccetera. Intanto hai eliminato tutto lo schifo di prima, non stai eliminando, soprattutto perché determinati regolamenti sono fatti in maniera talmente ambigua che ti favoriscono una diversa interpretazione. Detto, allora tu dici, vedi, si sta valutando così perché gli arbitri valutano in maniera diversa, perché il regolamento qui ha delle pieghe che può portare una diversa... Però questo farebbe quindi tu hai perfettamente ragione, ma io non ho torto, però porterebbe a un ragionamento che va verso effettivamente un migliorare il sistema. Così tu non sai, perché non viene detto cosa è detto, non sai, dopo un mese decide, perché poi l'AIA in realtà è sotto la giurisprudenza, chiamiamolo così, della Lega. Non ha autonomia, questa cosa che gli arbitri avevano autonomia se ne parla da quando io dovevo nascere, me lo racconta mio padre, ho fatto 50 anni e continuo a parlarsene, forse ti farà, però intanto abbiamo buttato 50 anni. No? Quindi vedi, se tu intanto ti dai delle regole trasparenti, crei difficoltà a tutta la marmaglia che ha tutto l'interesse di fomentare, vedete qui l'Inter, a me ha fatto incacchiare quel fotogramma, perché volevo dire, tu giornalista non puoi scrivere una cosa del genere, primo perché forse non è rigore, secondo perché quell'azione è contestuale, non è avvenuta manco un minuto prima, ma come si fa questo mestiere così male, l'abbiamo ridotto eccetera, però quelle persone alimentano quello che si chiama l'immaginario collettivo, che non è dato purtroppo dalle immagini bellissime del cinema, ma è dato da monnezza, che non rende il calcio più bello. Però io sono un utopista. Amici, vi bacio, vi abbraccio tutti, quelli che dovevano entrare non sono entrati. Un abbraccio a Valentina, a Luigi, a Peppe e a Guido. Ciao, ci vediamo presto, state tuned perché i video non mancheranno e non, I tuoi parleremo no. di tutto. I miei no. Vale, posso una cosa veloce?
No, Peppe, mi devo veramente scappare. Ok, Abbi pazienza. ok. Ti Tranquillo, abbraccio fortissimo. Ci vediamo tutti sul gruppo. Un abbraccio, Guido, grazie mille. Rimando tutti al canale di Guido Gentile Piano Sequenza, nuovo video sugli Oscar. E vi abbraccio forte. Ma non quello che si aspettano, perché non è quello che si aspetta. Vi abbraccio fortissimi. Nemmeno la sigla, perché devo veramente andare via. End broad